una conferenza straordinaria. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera Giorgio Dagai, buongiorno, scrittore e giornalista, e il professor Cevolin dell'Università di Udine, e collaboratore di Limes. Questa sera parleremo di un tema abbastanza importante perché? Perché degli eventi che sono accaduti ormai più di una ventina di anni fa, se non erro, hanno ancora influsso nella nostra zona e in tutto l'assetto dell'Europa e porteranno anche in futuro ad ulteriori sviluppi. Quindi ringrazio i relatori per essere qui con noi questa sera, vi auguro buon ascolto, ci vedremo poi alla fine dell'esposizione per un paio di annunci e poi passeremo alla fase delle domande. Grazie. Allora, buonasera, sono Bruno Cevolin, presidente di Storia, che è un'associazione che è nata nel 1989, adesso mi sposto. No, tranquillo. È stata riconosciuta dalla rivista Limes come Limes Club Pordenone, Udine e Venezia. E abbiamo iniziato nel 1989 a occuparci di geopolitica e nel 1996 abbiamo iniziato un corso di geopolitica che si tiene a Pordenone e siamo molto felici questa sera di poter presentare il volume che è un po' il risultato di diversi anni di corsi di geopolitica, perché il nostro autore è un autore, Giorgio Dagai, che aveva delle grandi capacità già dal punto di vista giornalistico, lo leggete sul Piave, ha scritto anche un libro prima di questo e quindi aveva già comunque delle capacità di scrittore, ecco, però direi che con il corso di geopolitica, seguendo con passione questo corso di geopolitica, ha avuto la possibilità di approfondire gli argomenti, di formarsi un'opinione diciamo organica su una certa materia, e quindi poi si è convinto di scrivere questo libro, Kosovo, monito per l'Europa, che è diventato anche il primo volume della collana di storia dedicata alla geopolitica. E il volume di Giorgio Dagai è un volume di geopolitica, nel senso che fa una sintesi della storia d'Europa e parte diciamo sicuramente da alcuni eventi della Grande Guerra, e analizza poi come si sono sviluppati la fine degli imperi nella Grande Guerra e come si sono poi manifestate nella Seconda Guerra Mondiale delle situazioni molto critiche per l'Europa, fino poi a riuscire a trovare un filo rosso di questi eventi che hanno sicuramente come aspetto centrale un po' i Balcani, cioè una situazione dove l'Europa è messa alla prova e dove, con il caso del Kosovo, ha dimostrato di non essere in grado di risolvere un problema nel quale avrebbe dovuto metterci anima e corpo, avrebbe dovuto mettere tante risorse, avrebbe dovuto soprattutto avere le capacità politiche che oggi vediamo sono mancate in quell'occasione, nell'occasione della crisi del Kosovo, ma sono mancate ancora di più nei giorni nostri, perché ormai avete visto il re è nudo, la crisi della Grecia ha il 2% del PIL europeo, mette in subbuglio tutti gli stati, tutti i 500.000 abitanti del continente europeo, e il 2% del PIL crea queste preoccupazioni. Si passano le notti tra politici a cercare di risolvere questi temi in emergenza con tentativi di soluzioni sempre intergovernative, e poi abbiamo visto anche sui migranti la crisi, anche lì l'incapacità di prendere delle decisioni. L'ultima decisione è stata presa, poi ne discuteremo su questo,
non all'unanimità, a maggioranza, e questo, diciamo, ci pone su una duplice via. Da un lato evidenzia per certi versi che l'Europa non è uno Stato federale, dall'altro lato però il portare la decisione a maggioranza comunque spinge verso un ruolo, diciamo, un ruolo maggiore comunque dell'Europa, perché se l'Europa riesce a imporre a 4 renitenti stati un po' di impegno su un certo versante, indipendentemente dal giudizio sul valore di questo ambito, vuol dire che l'Europa si sta anche da un altro lato cercando di proporre su una dimensione ormai superiore per certi versi agli Stati. Il problema è che non abbiamo mai discusso su che cos'è l'Europa, non si sa che cos'è l'Europa. Dal punto di vista giuridico, io sono un giurista, mi occupo di diritto pubblico, l'Europa non è né uno Stato federale né una organizzazione, cioè si dice che è un'organizzazione internazionale, ma non è una confederazione di Stati e non è uno Stato federale, è un qualcosa di imprecisato, che ha dimostrato un po' proprio il fatto di non pensare a che cosa sia, di non pensarla giuridicamente, di non pensarla in maniera diciamo anche istituzionale, vera. L'Europa ha portato anche alla situazione della quale parliamo oggi. E diciamo che Giorgio Adagai col suo volume è stato profetico per certi versi, perché il federalismo è una delle risposte che lui ha dato, una risposta che ha dato anche alla crisi che comunque c'è anche degli stati nazionali e al risorgere e al sorgere di entità come la Scozia e la Catalogna che diciamo hanno cercato di raggiungere l'autonomia, la sovranità, non sono riuscite in maniera piena, ma è una via tra l'altro questa anche proposta per il nostro Veneto, perché? Per cercare di far sì che queste regioni che hanno determinate caratteristiche non siano schiacciate, diciamo, dal peso, dalle difficoltà di altre regioni, perché sia la Catalogna ma anche la Scozia hanno delle possibilità di sviluppo che vorrebbero giocare autonomamente. Ecco, poi è chiaro che la situazione della Catalogna e della Scozia e del Veneto sono completamente diverse, alcuni aspirano solo all'autonomia, altri proprio aspirano alla sovranità. Io conosco molto bene i catalani perché abbiamo organizzato circa 10 tavole rotonde a Barcellona sul concetto di autonomia con diverse minoranze europee, e da questo punto di vista i catalani hanno detto che non è possibile con la richiesta di autonomia riuscire a risolvere i problemi che hanno da un lato di rappresentazione della loro identità, di affermazione come popolo e di collegamento diretto con l'Europa senza passare per lo Stato spagnolo. Dall'altro lato sentono troppo il peso dello Stato spagnolo che toglie delle risorse e le usa per fare in maniera anche un po' per loro insultante, non so, delle opere faraoniche, degli svincoli autostradali pazzeschi in Andalusia, quando invece per uscire da Barcellona è pazzesco, non ci sono strade, non ci sono svincoli, le autostrade sono tutte a pagamento, insomma loro sentono molto questo peso, ecco. Sono cose che un po' mettono ovviamente ci mettono in relazione anche con loro, ci fanno ragionare di alcune cose, ed ecco, il libro di Giorgio Adagai è proprio il volume che un po' analizza, ecco, con grande velocità, con il tono di un pamphlet, tanti temi, tra i quali anche l'islamizzazione, il rischio di islamizzazione dell'Europa, gli attentati, la creazione dell'ISIS. Ecco, è stato veramente per certi versi profetico, ma il risultato non è diciamo di doti di profezia, ma è
il risultato di un'analisi geopolitica seria. L'analisi geopolitica seria significa mettere su una carta tutti gli aspetti politici, gli aspetti relativi alla forza industriale di un paese, ad aspetti di relazioni internazionali, anche ad aspetti di carattere militare in certi casi, per esempio con l'ISIS entra in gioco anche questo, e analizzando tutte le problematiche in maniera un po' fredda anche, con il concetto di realismo politico si riesce ad avere un po' qualche risultato di previsione anche nel medio termine e nel lungo termine. Ma a questo Giorgio Dagai unisce anche una risposta di tipo invece valoriale, di soluzione, di attenzione per l'ambiente con Serge Latouche, di attenzione istituzionale, come ho già detto, con lo Stato federale, di risposta al tentativo, al rischio di islamizzazione con la difesa della nostra identità. Quindi un grazie a Giorgio Dagai. Adesso abbiamo la possibilità di parlare con lui e vi dirà direttamente, vi farà lui direttamente il percorso del suo volume, gli snodi concettuali, gli aspetti geopolitici che sono al fondamento del suo volume, e soprattutto anche, direi verso la fine, chiederei a Giorgio Dagai di arrivare a evidenziare come per certi versi, come abbiamo già detto, in alcuni casi è riuscito ad anticipare problemi che non sembravano all'ordine del giorno quando ha scritto il libro. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Allora inizierò collegandomi a un'affermazione che ha fatto Francesca. Francesca giustamente ha detto che i Balcani influenzano la nostra storia. Sono fatti accaduti ormai 20 anni fa, è iniziato tutto nel 91, circa 20 anni fa, però ancora influenzano per 3 ordini di motivi. Adesso questo è diciamo, l'oggetto del mio ultimo articolo, l'importanza dei Balcani. Allora, innanzitutto premetto che oggi in Europa la maggior area di crisi è l'Ucraina e non sono i Balcani. Però i Balcani potrebbero essere la seconda area di crisi se la situazione nei Balcani dovesse degenerare. Per esempio i recenti fatti di Kumanovo, abbiamo visto adesso qui nella Repubblica di Macedonia, nella zona diciamo più meridionale dove c'è il confine con il Kosovo, Kumanovo proprio si trova nella valle del Presevo e in quella zona, è ad alta componente albanese. E questa è una zona dove dopo pensavamo che ci fosse la pace, invece sono riscoppiati degli scontri a carattere interetnico. Abbiamo visto ritornare sul campo di battaglia l'UCK, abbiamo visto la reazione delle forze armate macedoni, che, teniamo presente, non è la prima volta che questo è accaduto in Macedonia, perché molte volte la gente si dimentica che se la Macedonia ha avuto l'indipendenza nel 91, nel 2001 però c'è stata una guerra civile, ci sono stati circa 300 morti, però ormai i giochi nei Balcani erano chiusi, cioè gli americani erano riusciti ad impiantare le loro basi, e quindi ad avere il controllo anche per un eventuale passaggio degli oleodotti, per cui non aveva nessun senso combattere. Poi le forze ormai erano stanche, per cui la guerra si è esaurita in breve tempo, anche perché i separatisti albanesi, senza l'appoggio dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, non potevano combattere, sono stati immediatamente schiacciati. La stessa cosa sarebbe accaduta in Kosovo se non ci fossero stati i bombardamenti della NATO, che sono stati definitivi per piegare la Serbia. Ora, i Balcani quindi sono importanti perché, vi dico, potrebbe essere la seconda area di crisi, perché oggi, diversamente dai tempi della tragedia balcanica, la Russia non è più la Russia di Yeltsin, questo era un alcolizzato, insomma una figura anche politica non di grande dimensione. Adesso abbiamo Putin e la Russia non è più un paese debole, ma è un paese che è risorto ed ha una forza militare, è determinato, lo abbiamo visto quando c'è stata la crisi nel 2008 nella Georgia, Ossetia del Sud, e l'abbiamo visto anche qui recentemente in Ucraina, si sono presi la Crimea.
Ora, se ci dovesse essere una crisi, probabilmente la Russia interverrebbe e interverrebbe, non starebbe a guardare, e quindi avremo un'altra area di conflitto con la NATO, e questo diverrebbe estremamente pericoloso. Quindi avremo una seconda, tra virgolette, Ucraina. Per questo diventano importanti i Balcani e la stabilità dei Balcani. Poi c'è un altro elemento che rende importante i Balcani. Adesso vi mostro questa foto, ed è proprio cronaca quotidiana. Permettete, ecco qua, la via balcanica dell'immigrazione. Gli immigrati da dove arrivano? Arrivano dal Mediterraneo oppure arrivano dai Balcani. Iran, Iraq, Siria. Chiaro che sono due diverse forme di immigrazione, perché dai Balcani arriva un'immigrazione che sono dei rifugiati di guerra, anche se lì però potremmo anche aprire una parentesi, questa gente in fondo è gente giovane in prevalenza, dovrebbe stare nel proprio paese a combattere, però è facile dirlo perché io sono seduto qua, però insomma, mentre gli altri sono profughi economici, quindi un'altra cosa ancora. Ora però rimaniamo al discorso dei Balcani. Vedete dalla cartina qual è il loro tragitto. Iraq, Siria, arrivano in Turchia, si fermano molti nei campi d'accoglienza là in Turchia. La Turchia però, siccome gli costano e siccome questi immigrati sono gente giovane e quindi un potenziale per un'eventuale islamizzazione, ci apre le porte e ce li manda, ce li fa arrivare. Allora questi arrivano prima nelle isole della Grecia, a Lesbo, e poi le altre isole, e poi sbarcano al Pireo, quindi salgono verso la Macedonia, la Serbia e l'Ungheria. Questa è la strada, poi dall'Ungheria all'Austria e arrivano in Nord Europa, dove trovano più facilità a posto di lavoro, dove hanno un sistema sociale che li può accogliere, uno Stato abbastanza ricco. Però lì sulle accoglienza quindi è il secondo motivo perché i Balcani sono importanti, quindi escludere i Balcani direi che è assurdo, perché è la seconda via di accesso all'immigrazione, quindi l'immigrazione oggi è uno dei problemi principali dell'Europa, quindi i Balcani tornano ancora di attualità. Quando parliamo di immigrazione, volevo però ricordarvi una cosa che io ritengo, mi piace sempre ricordarla, questa generosità che ha dimostrato la cancelliera Merkel, perché ha detto di volerli accogliere, però dovremmo un po', direi che è un frutto più che altro di cialtroneria levantina e anche una buona dose di arroganza tedesca, insomma. I tedeschi non hanno perso questa loro arroganza, benché abbiamo perso 2 guerre, però ce l'hanno ancora forse nel sangue, perché nel momento in cui dice che noi dobbiamo accettare i profughi, gli ordini, finché l'Italia rimane uno Stato sovrano, potremmo rispondere se tu li vuoi li accetti, ma insomma, possiamo anche esprimere un parere diverso, visto che abbiamo una situazione economica completamente diversa. Poi dico di cialtroneria levantina perché da una parte pretende politiche lacrime e sangue per i greci, trattati come i soliti mediterranei imbroglioni, poi abbiamo visto che cosa hanno fatto le aziende tedesche, ma questa sarebbe un'altra parentesi. Ma nello stesso tempo li accetta perché? Perché i profughi sono soprattutto siriani, è gente con un livello di scolarizzazione buono, perché per quanto si dica male di Assad aveva creato uno Stato che, per carità, non era un capolavoro di democrazia, ma garantiva al proprio popolo un'istruzione delle condizioni di vita dignitose. Bene. Gli vuole perché hanno un buon livello di scolarizzazione e perché le industrie tedesche hanno bisogno di manodopera a basso costo, perché non dimentichiamo che dietro l'accoglienza così, questa dimostrazione di generosità della Merkel e degli altri paesi europei che hanno bisogno di manodopera, e c'è questa volontà di avere un forte quantitativo di manodopera a basso costo da poter usare sia per poter impiegare direttamente nelle proprie aziende e sia come arma di ricatto per i lavoratori autoctoni. Quindi o tu accetti il salario dei siriani e le condizioni dei siriani, altrimenti io chiudo. È un'altra alternativa alla delocalizzazione. Ecco, quindi scusate questa breve parentesi. Quindi un secondo motivo, allora, i Balcani come potenziale area di un conflitto futuro tra la NATO e la Russia. I Balcani come uno dei canali delle rotte principali dell'immigrazione. E poi c'è il terzo aspetto, parliamo di ISIS, parliamo di islamismo, di terrorismo islamico, e qui abbiamo, ecco, la dimostrazione. Ieri dai Balcani
armate ottomane invadevano l'Europa, oggi dai Balcani arrivano centinaia di volontari per l'ISIS che combattono in Siria. Questi volontari che combattono in Siria e in Iraq potrebbero, come i volontari nostri, perché anche dall'Italia sono partiti, di più dalla Francia, dalla Gran Bretagna, perché hanno una maggior percentuale di popolazione islamica e anche non particolarmente integrata, e questi futuri, poi ci sono anche europei che si sono convertiti, perché in una società senza valori dove ai giovani non dai un futuro, la chimera islamista può attrarre molti. Ecco, questi poi vanno a combattere nelle file dell'ISIS, poi finita la guerra, quando ritengono opportuno, potrebbero tornare in Europa e commettere gli attentati che tutti abbiamo visto, come quello al giornale satirico francese, insomma, questa è e poi quelli che sono riusciti a sventare le nostre forze dell'ordine. Quindi i Balcani diventano importanti perché oggi l'islamismo radicale è radicato anche nei Balcani, è una rotta fondamentale dell'immigrazione e un futuro scenario di crisi. Ora veniamo a parlare dei Balcani e del Kosovo più in dettaglio. Il mio libro, come aveva accennato il professor Cevolin, inizia con una breve panoramica storica, perché per poter capire quello che è capitato nel Kosovo e poter capire quello che è capitato nei Balcani in generale è necessaria una breve premessa storica. Perché la chiave di lettura dei Balcani è la stessa che possiamo utilizzare per tutti i conflitti, quello siriano e quello dell'Ucraina. Poi se avrò tempo vi accennerò brevemente. Allora, veniamo tutto inizia con la battaglia di Kosovo-Poje. E siamo nel Kosovo, che è la patria, il cuore del nazionalismo serbo. Perché è il cuore? Perché tra il 1200 e il 1300 nasce lo Stato serbo, nasce proprio qui, per mano di San Sava, che è il santo, uno dei santi che poi prima re, poi diverrà santo, che ottiene dall'autocefalia, cioè la possibilità di essere una chiesa autonoma che non dipende da nessun patriarcato. E questo elemento di autonomia si ripercuote anche sull'identità nazionale. Infatti il ragionamento dei serbi è più o meno questo: io sono chiesa indipendente e sono anche nazione indipendente. A Kosovo appunto nasce da qui diciamo il cuore, poi si sviluppa, vanno verso la Serbia. Però l'identità l'embrione dello Stato serbo va tra la Macedonia e il Kosovo, poi si spingerà verso la Serbia e il Montenegro e occuperà poi anche parti della Bosnia e della Croazia e poi vedremo perché. Allora vi dicevo, battaglia di Kosovo-Poje, che rappresenta il punto di entrata di ascesa praticamente delle milizie delle armate ottomane in Europa. Riusciranno a vincere e si spingeranno fino alle porte di Vienna, che metteranno sotto assedio nel 1683. Ora, tenete presente che nel 1499 la loro forza è talmente grande che dai Balcani riescono addirittura a mettere ferro fuoco a alcuni villaggi del Friuli. Ecco, questo per darvi l'idea, è un rullo compressore. Per quanto eroica e disperata sia la resistenza dei serbi, lo stesso re Lazar muore per difendere la propria terra. 1683, battaglia di Vienna, sconfitta degli ottomani, anche per il provvidenziale intervento, soprattutto per il provvidenziale intervento delle truppe polacche, di Sobieski, e in particolare dei suoi alani, che erano i corpi scelti, una cavalleria, che riesce a prendere le artiglierie ottomane alle spalle e a sbaragliare l'esercito. Ora, definire la battaglia di Vienna che ha dato, è più cioè per certi aspetti è un fatto simbolico, perché dalla battaglia di Vienna inizia la crisi, diciamo un lento ritirarsi degli ottomani dai Balcani e dall'Europa in generale. Però non è questa la causa, però rimane nella storia, nella tradizione storica, anche perché da lì in poi effettivamente comincia la sconfitta, la crisi, diciamo, dell'impero ottomano, perde la propria forza, diciamo, la propria forza espansiva. Ancora più direi della battaglia di Lepanto, perché la forza degli ottomani era soprattutto terrestre più che marittima.
Ora, 1683-1699, pace di Karlowitz, che praticamente dà un colpo di forte, cioè infligge una grande sconfitta all'impero ottomano, perché cioè, con questa guerra tra austriaci, tra l'impero asburgico e gli ottomani, si perdono la Slovenia, perdono gli ottomani l'Ungheria con la pace di Karlowitz, perdono la Croazia e si fermano praticamente in Bosnia-Herzegovina e Serbia. Addirittura le truppe asburgiche arrivano a liberare Belgrado, però Belgrado viene dopo poco riconquistato, perché benché questa però avanzata degli Asburgo all'interno dei Balcani è accompagnata dall'insurrezione delle popolazioni cristiane, dei serbi in particolare, che appoggiano gli asburgici in questa lotta contro il turco, per cacciare i turchi. E ci saranno poi delle ripercussioni, ci sarà la risposta da parte, la repressione da parte ottomana, e quindi e questo provocherà, perché questi insorgenti serbi che avevano combattuto, che avevano appoggiato gli austriaci, poi gli faranno pagare il conto. Infatti dal Kosovo il patriarca Arseni III darà luogo a una grande immigrazione di questi serbi che dovranno sfuggire per mettersi in salvo dalle rappresaglie ottomane. Gli Asburgo li accoglieranno anche a braccia aperte e si concentreranno in Slavonia e Craina. Non dimenticatevi Slavonia e Craina, perché poi ne sentiremo parlare ancora in maniera decisamente tragica. Ora, e qui proprio in questa zona che vedete, Slavonia e Craina, si crea il limes cristiano e l'impero ottomano viene diciamo fermato. Questo vi spiego un po' a grosse linee, non voglio entrare nei particolari, ma per farvi capire un po' qual è la dinamica, perché poi ci saranno queste guerre e perché poi troveremo i serbi in Slavonia, perché li troveremo in Craina, c'è un motivo. Anche perché poi queste guerre, cioè l'ultima guerra di secessione che determinano la dissoluzione della ex Jugoslavia, sono guerre combattute spesso inneggiando a Re Lazar, oppure a un passato islamico, musulmano, oppure a un'identità croata, al nazionalismo di Ante Pavelic. E quindi il passato e il presente è strettamente legato, poi dopo vedremo. Ora, diciamo che la situazione dei Balcani rimarrà sempre tesa. Verso la fine dell'Ottocento, 1877-1878, abbiamo la guerra turco-russa. Con la guerra turco-russa e la sconfitta degli ottomani, questo apre praticamente, diciamo, dà inizio a un processo veramente quasi di dissoluzione di quella che è di sconfitta quasi definitiva degli ottomani, quasi definitiva, perché nascerà la Serbia, nascerà il Montenegro, già la Grecia nel 1830 conquista l'indipendenza, quindi ormai gli ottomani nei Balcani potranno fare ben poco, la loro influenza ormai è quasi nulla. Anche perché i russi appoggeranno appunto in funzione anti-ottomana, appoggeranno le popolazioni dei Balcani cristiano-ortodosse, anche perché per loro questa significava la possibilità di mettere le proprie navi nel Mediterraneo, per questo motivo. Quindi, e poi anche per un'affinità, per un'identità comune, sono tutte e due nazioni ortodosse. Questo spiega perché l'appoggio che darà poi nella Prima Guerra Mondiale la Russia alla Serbia, e poi anche questo legame che esiste tuttora tra serbi e russi, o anche tra serbi e greci, perché la Grecia si è rifiutata si è dimostrata, ha manifestato proprio dissenso per quanto riguarda le sanzioni alla Russia e non ha riconosciuto il Kosovo, quindi questo la dice lunga, vedete passato e presente come sono legati. Ora, 1912 c'è la guerra balcanica, vediamo le nazioni, vediamo la Grecia, la Serbia, il Montenegro, unite contro l'impero ottomano per infliggergli il colpo di grazia. Infatti c'è la sconfitta degli ottomani definitiva, perdono le basi militari di Giannina in Grecia
e di Scutari in Albania. Erano le ultime che avevano tenuto, e quindi ormai la presenza balcanica, ottomana nei Balcani è praticamente finita. Poi ci sarà la Prima Guerra Mondiale e il colpo di grazia all'impero ottomano. Ci saranno i giovani turchi, ma questa è un'altra storia. Bene. Ora, la Jugoslavia nasce con la Prima Guerra Mondiale, adesso c'è l'attentato di Sarajevo, la Serbia l'Austria aggredisce la Serbia, la Russia entra in suo aiuto, e questa è storia. Però ecco, quello che vi volevo far evidenziare un aspetto dell'Ottocento. Nell'Ottocento accade una cosa molto importante in tutta l'Europa: l'identità nazionali. Cioè nascono quelle che possiamo definire, vogliamo il nazionalismo come oggi lo intendiamo in senso moderno, cioè non si fa più riferimento a un'entità, a una corona, quindi noi siamo sudditi del re, a prescindere dalla nostra appartenenza etnica. Io sono suddito di Sua Maestà Imperatore d'Austria se sono italiano, l'altro mio vicino è musulmano, quell'altro ancora è serbo, ma siamo tutti sudditi. No, nell'Ottocento invece l'identità nazionale fa riferimento a un'etnia e a una lingua, e questo avrà conseguenze disastrose per questi imperi. E soprattutto nei Balcani si delineano quelli che saranno i futuri equilibri geopolitici. Allora, abbiamo gli austriaci che cercano di mantenere il controllo dei Balcani perché hanno la Slovenia, la Croazia, e mirano a prendersi la Bosnia e Erzegovina. Abbiamo la Serbia, che è nata nel 1878 e rivendica il proprio ruolo di nazione cardine dei Balcani, custode dell'identità slava, anche di un'identità molto particolare, perché croati e sloveni invece non si identificheranno nella Serbia, tutt'altro, nemmeno i bosniaci. Comunque il loro obiettivo è quello di creare una grande Serbia, di unire sotto di sé tutti i popoli slavi. Questi praticamente potremmo dire due galli nel pollaio, e questo sarà appunto la causa della Prima Guerra Mondiale, perché sarà un nazionalista serbo ad uccidere l'erede al trono d'Austria. Ora termina la Prima Guerra Mondiale, nasce il regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, diverrà poi il regno di Jugoslavia nel 1929, però già nel 1919 nasce questo regno, questa nuova nazione indipendente, e queste conflittualità comunque permangono, anche perché c'è l'elemento italiano qui in gioco, quindi non c'è solo un nazionalismo serbo, non c'è solamente la volontà di egemonia degli Asburgo, ma ci sono anche gli italiani che rivendicano. Gli italiani sono sempre stati un po' come i serbi, cioè una spina nel fianco per gli austriaci. Prima hanno voluto il risorgimento, adesso fanno gli irredenti, rivendicano Trento e Trieste, le cosiddette terre irredente, l'Istria e la Dalmazia. Ecco, quindi questo nazionalismo assume connotazioni anche abbastanza diciamo scioviniste, cioè io sono serbo e quindi o tu diventi serbo o te ne vai, perché questa è la terra dei serbi. Questo principio vale un po' per tutti, per gli italiani compreso, che abitano che abitano la penisola balcanica. Scoppia la Prima Guerra Mondiale, i tedeschi invadono la Jugoslavia, e lì inizia una guerra, ma attenzione, è una guerra dove più che l'elemento non è tanto una guerra, per quanto sia contro il tedesco, contro l'invasore, contro l'italiano, che poi era invasore fino a un certo punto, perché se pensiamo all'Istria o pensiamo alle parti più meridionali della Dalmazia, lì la presenza italiana italiani erano presenti da secoli, prima romani, poi veneziani e infine italiani, terra irredente. Quindi, ma comunque questo elemento si identifica, questo nazionalismo, diciamo, assume connotazioni particolarmente violente. Abbiamo proprio, diventa una guerra tra slavi. Perché una guerra tra slavi? Perché vediamo che le rispettive etnie, gli sloveni, a parte l'eccezione del movimento di Tito, i comunisti che hanno un'identità, diciamo, che è più che altro ideologica, fa riferimento a una precisa ideologia,
Ma i croati creano un loro Stato sotto la protezione dei tedeschi, nasce la Croazia di Ante Pavelić, la Croazia fascista di Ante Pavelić. In Bosnia i miliziani, i bosniaci e gli albanesi si arruolano come volontari nelle SS, nessuno li forza, ma ci vanno volontariamente, perché questo è un modo per regolare i conti con i serbi e con i comunisti, con i partigiani comunisti. I croati fanno lo stesso. Gli italiani hanno la loro parte anche loro, gli sloveni si organizzano anche loro con delle milizie. Ora, i domobranci, che sono queste milizie paramilitari che si schierano con i tedeschi. Come nella Prima Guerra Mondiale e nell'Ottocento, croati, bosniaci, sloveni hanno guardato all'elemento tedesco in funzione antiserba, lo stesso potremmo dire nella Seconda Guerra Mondiale. Anche qui vediamo che l'elemento, l'identità, le divisioni diciamo interetniche della Jugoslavia fanno sì che questi si schierino a favore dei tedeschi, non tanto perché amano i tedeschi, quanto piuttosto perché gli permettono di affermare la propria identità contro i serbi. I serbi fanno altrettanto, perché si dividono, molti si arruoleranno nell'esercito di Tito, che sarà composto soprattutto da serbi, montenegrini, macedoni, una parte anche di croati, ma meno, perché la maggior parte dei croati si schiererà con Ante Pavelić. Gli sloveni anche lì si divideranno, alcuni andranno con i partigiani, altri si schiereranno con i tedeschi. Ecco, però diventa una guerra tra di loro. Perché una guerra tra di loro? Perché le peggiori efferatezze, tipo quella di Jasenovac, del lager di Jasenovac e tanti altri di violenza terribile, che se voi avete letto di Curzio Malaparte, un cesto di ostriche, volevo anche leggere il brano, ma poi mi dilungo, capirete che cos'è stata la guerra. E questo odio etnico ha modo di scatenarsi, però non è che sono i tedeschi o gli italiani che vogliono questo, anzi non è conveniente per i tedeschi avere degli alleati come i musulmani bosniaci o gli albanesi o i croati, non hanno nessun interesse ad avere dei macellai, perché questo stimola poi la resistenza, la gente a sostenere i partigiani, a sostenere i titini. Però c'è questo odio etnico che non riescono a controllare e quindi diventa quasi una guerra tra di loro, pur avendo gli italiani e i tedeschi le loro responsabilità, ma questo sarà un modo di regolare i conti. Ora, in questo clima di odio etnico si inserisce anche il dramma delle foibe e degli italiani. Quindi i Balcani sono un centro di scontri, di rivalità, di guerre feroci, e questa diciamo, memoria, io chiamo memoria storica, la possiamo riscontrare facendo riferimento a tre personaggi. Izetbegović, da giovane, si arruola aderisce al movimento dei giovani musulmani, che erano praticamente quella parte della gioventù bosniaca che forniva volontari per le SS. Da lì, quindi ideologicamente, vediamo da dove viene. Mentre Karadzic, il padre di Karadzic, era nello Stato Maggiore di Mikhailović, erano i nazionalisti serbi, i cetnici. E Mladić, il boia di Srebrenica, a 2 anni gli ammazzano il padre. E sono gli Ustaša, i fascisti croati. Lui crescerà sempre con questo odio contro i croati, contro i loro alleati. Quindi tra passato e presente nei Balcani c'è questo filo conduttore, che è un filo, come vi ripeto, è un filo di odio. Ora, da questa situazione poi di tensioni interetniche ci ricameranno sopra gli interessi delle varie potenze, ci ricameranno sopra le elite nazionali che prima comuniste e poi si convertiranno alla causa nazionalista, Milosevic, i vari Milosevic, compagnia Tudjman e lo stesso Izetbegović,
e sfrutteranno le varie identità, le divisioni nazionali per mantenere o conquistare il potere. Ma questa poi sarà la storia della dissoluzione della Jugoslavia, sulla quale io non mi dilungo adesso, però mi limito appunto a avervi tracciato un po' un panorama per capire che cosa sono i Balcani. Quindi quando ci stupiamo perché gli stupri di massa oppure ci meravigliamo per la pulizia etnica, dobbiamo capire che cosa c'era prima, da che cosa è arrivato tutto questo. Poi da questa situazione, diciamo, incandescente, ci hanno ricamato sopra le potenze internazionali, ci hanno ricamato la Germania che guardava i Balcani e all'Europa, parte dell'Europa dell'Est, guardava come nazione egemone, come potenza egemone. Ci sono gli Stati Uniti con i loro interessi che dopo ne parleremo. Quindi tutti questi elementi mescolati insieme, c'è una grande crisi economica, c'è un governo che non ha più particolari poteri, particolari credibilità. Mettete tutto questo insieme e avrete la tragedia della Jugoslavia. Vi ho detto che vi serve da chiave di lettura anche per l'Ucraina. Perché? Perché anche in Ucraina abbiamo delle divisioni. Abbiamo una parte orientale che è profondamente legata al mondo ortodosso, e lo è slavo ortodosso, russo da secoli, e abbiamo un'altra parte, quella occidentale, che è legata invece, che non è mai stata Russia, è stata Galizia, è stata legata al regno di Polonia e poi all'impero asburgico, quindi di russo non hanno niente, forse la razza, insomma una razza comune, parlano una lingua simile, però sono diversi, non si sono mai, e questa antica divisione, unita ad una forte crisi economica, ad un regime e ad un governo che non ha saputo forse cogliere i problemi della società e agli interessi internazionali in gioco, e lì non ce ne sono pochi in Ucraina, solamente, poi dopo vi mostrerò una piantina per vedere un po' il discorso delle basi NATO. Bene, ora se noi mettiamo insieme tutto questo capiamo il perché delle crisi. Capiamo anche la violenza, perché per esempio noi ci stupiamo che tra ucraini si sparino, però non dimentichiamo che cosa è successo ai tempi di Stefan Bandera, quindi con il nazionalismo, con i nazionalisti ucraini che combatterono al fianco dei tedeschi. Intere divisioni furono costituite in Ucraina da volontari, quindi divisioni di SS. Cioè non immaginiamo i tedeschi che andassero a rastrellare la gente, questa gente si offriva, questi volontari dell'SS, andavano a combattere per poter regolare i conti, odi antichi, l'abbiamo visto qui nei Balcani, o anche perché si identificavano in quel tipo di ideologia. Ora, quindi ho voluto parlare il Kosovo quindi come dramma balcanico, e quindi la storia dei Balcani penso di avervela abbastanza indicata. Poi c'è l'altro aspetto del mio libro su cui ho voluto focalizzare la mia attenzione, è stata diciamo, il concetto di guerra umanitaria. Però prima di passare a questo concetto avrei un altro elemento che mi farebbe piacere spiegarvi, un po' quella che è stata la dinamica del conflitto molto breve nell'ex Jugoslavia. Tutto inizia nel giugno del 91, come vedete. Io ho cercato di riassumervi in questa piccola mappa. La guerra dei 60 giorni, in 2 giorni di guerra, in Slovenia, la Slovenia dichiara la propria indipendenza, Belgrado reagisce, manda i carri armati, si scontrano, durano appena una guerra che dura 2 mesi, ci saranno qualche decina di morti, praticamente più che altro, quasi oserei dire, visto poi il dramma della Croazia e della Bosnia-Herzegovina, direi quasi quasi una sceneggiata. Ma perché? Perché si conclude così e non come vedremo poi in Croazia? Perché qui non ci sono serbi. Non perché i serbi sono cattivi, perché qui la Slovenia è più o meno etnicamente pura, cioè diciamo omogenea etnicamente, e quindi come tale non ci sono motivi di conflitto, non ci sono zone contese. Nella Croazia invece il discorso è diverso. Vi ricordate, nel giugno del 91 dichiara la propria indipendenza, però già da marzo nei laghi di Plivice sono cominciati i primi combattimenti che oppongono le milizie serbe, i nazionalisti serbi armati dall'esercito, alla polizia alla milicia, come la chiamano loro, che è una specie di polizia militare,
simile un po' ai nostri carabinieri, anche se non, ecco, una polizia militare, ecco, perché l'Jugoslavia ha sempre avuto una struttura di tipo federale. Ora, questi scontri che porteranno, il primo morto sarà un miliziano croato, che si dice addirittura sia stato evirato come atto di sfregio. Quindi forme di violenza anche barbara. Chiaramente la polizia poi reagisce, uccide e questa è la guerra, purtroppo la guerra interetnica. Vi dico Slavonia e Krajina. Qui la Croazia chiede l'indipendenza, però Belgrado reagisce diversamente. Perché? C'è la Slavonia e la Krajina. Vi ricordate i profughi della guerra austro-turca? Ve li ricordate? Fine del Settecento, che ve ne avevo, inizi del Settecento, fine 600, primi 700 di cui vi avevo parlato. Erano stati accolti dagli Asburgo ed erano arrivati e si sono fermati in Slavonia e in Krajina, dove hanno avuto la funzione di contadini guerrieri. Io ti do la terra, tu puoi star qua, però la devi difendere, perché questo è l'Imes cristiano, e questi hanno svolto il proprio compito. Quando la Croazia dichiara l'indipendenza, anzi già i serbi tutti lo sapevano, già mesi prima che sarebbe andata a finire così, quando c'è questa situazione di prossima indipendenza, i serbi di Slavonia e Krajina dicono no, questa noi, indipendenza sì, ma noi che siamo qui a maggioranza, in molti paesi siamo della Krajina e della Slavonia, noi siamo la maggioranza, no, questa è Serbia. Ed hanno ragione, perché effettivamente era abitata da serbi, l'avevano difesa per secoli. Però ha ragione anche Zagabria, anche i croati dicono sì, però questa è la Croazia. Allora, in una situazione diversa, dove non ci fosse stato un patrimonio, tra virgolette, antropologico di odi solo momentaneamente soppiti dalla presenza di Tito e dall'illusione dell'ideologia socialista, questo li ha tenuti uniti. Il bastone di Tito, infoibatore, e dall'altra parte anche l'utopia socialista, hanno creduto. Poi crollato tutto questo, ormai non ha più senso stare insieme, allora si dividono. Ora, appunto, a questo punto i croati dicono noi andiamo per conto nostro, gli sloveni, i serbi di Croazia e i serbi di Croazia dicono di no. Allora, se non ci fosse stato questo bagaglio di odio antropologico, la cosa si sarebbe risolta in una struttura federale, di federalismo spinto, di grande federalismo, ma le condizioni non c'erano, perché nessuno di due voleva cedere. La Croazia voleva raggiungere un'autonomia che avrebbe significato trasformare i serbi in cittadini di serie B, escluderli in qualche modo. Tra loro non è mai corso buon sangue. Gli altri, i serbi, non accettavano, volevano la secessione. Belgrado cosa fa? È costretta a fare questo. O deve intervenire militarmente, perché non ha alternative a questo punto. Se il governo di Belgrado abbandona i serbi, è finito. Perché non li può abbandonare? Perché sono serbi, non lo può fare, sono serbi. E poi ha anche un interesse. La Slavonia e la Krajina sono quasi, facendo un po' i conti a spanne, sono quasi un terzo della Croazia. E ciò a Belgrado fa comodo tenersi un terzo del territorio della Croazia a maggioranza o quasi maggioranza serba, vi pare poco. Quindi, esigenze di carattere, diciamo, tra virgolette, morale, cioè difendere i propri connazionali, interessi politici fanno sì che Belgrado non ceda, ma neanche la Croazia, ma neanche Zagabria cede, ed è una guerra, ed è subito guerra. Allora, la ragione c'erano queste, quello che in Slovenia non c'era motivo di fare guerra, non c'erano serbi da salvare, o sloveni o croati da salvare, quindi la secessione è stata abbastanza rapida. C'è stata addirittura la farsa di quello che doveva essere il bombardamento del Parlamento. Belgrado minaccia di bombardare il Parlamento di Lubiana, poi non lo bombarda, insomma si trovano un accordo, tanto per avere un po' un'idea di che cosa è stata. Qui invece no, vanno avanti fino al 95, quando con l'offensiva Tempesta pongono i croati, appoggiati dai servizi segreti tedeschi, dagli Stati Uniti, riforniti di armi, riescono a prevalere, anche con l'appoggio dei musulmani bosniaci, riescono a prevalere sui serbi.
ed è una sconfitta segnata da un esodo, da una pulizia etnica. Oltre 200.000 serbi di Krajina sono costretti a fuggire e riparare in Serbia. In Bosnia e Erzegovina, siamo nel marzo del 92, un anno dopo dichiara indipendenza. Però già la tensione era alta e qui c'è un'altra guerra civile. Sempre, anche qui ci sono serbi in gioco, perché la Bosnia in realtà è divisa in tre. C'è una parte che è attorno a Sarajevo e poi, adesso qui se permettete vi faccio vedere qual è, per avere un po' un'idea di che cos'era. Eccola qua, la composizione, ecco qua, la composizione della Bosnia, vedete? Questo nel 91, quando è iniziata la guerra. Ecco, vedete come sono mescolati? Serbi, croati, in base alla loro musulmani? Ma grosse linee, lo vedremo poi qua meglio, poi dopo nel 98 sarà più chiara la cosa. Abbiamo delle zone che sono una zona, diciamo, centrale e parte della zona più occidentale che sono a maggioranza musulmana. Abbiamo invece queste due parti che vedete a maggioranza serba, praticamente è divisa in tre, una parte ai croati, una parte ai serbi e una parte ai musulmani. È chiaro che i serbi nel momento in cui dichiara indipendenza la Bosnia, questi capiscono che per loro non ci saranno poi molte alternative, hanno ancora lo spettro delle persecuzioni subite per mano dei musulmani, delle SS islamiche, hanno un presidente Izetbegovic che scrive un libro sull'importanza dell'Islam come guida politica, oltre che come guida morale. Cioè, per un serbo significa tornare ai tempi dei dhimmi, cioè dobbiamo porsi dal loro punto di interpretazione, non dal nostro, da quello che sono le realtà dei Balcani, perché se non ci poniamo dal loro punto di vista non riusciamo a capire. E quindi questo musulmano che rivendica l'identità musulmana, i croati fanno altrettanto, e poi si è visto che cosa era successo, cosa sta succedendo in Croazia. Questi serbi sanno che per loro non ci saranno molte speranze. Magari nessuno li sterminerà se non reagiscono, però diventeranno cittadini B, di serie B, e non accettano perché hanno le armi e l'appoggio di Belgrado ed è guerra. Strage di Srebrenica e tutto ciò che ne consegue. E adesso non entro nei meriti, nei particolari del conflitto, cerco di poi... si conclude nel 1995, novembre 95, accordi di Dayton. Negli accordi di Dayton la Serbia e la Bosnia risulta divisa in tre parti, come lo è ancora oggi. È uno Stato unito nella forma, ma non nella sostanza. Io sono stato nella Repubblica dei Serbi di Bosnia, nella sua capitale, Banja Luka, là vi rendete conto, insomma, che è praticamente uno Stato, anche se non è riconosciuto. Ma la guerra, siamo nel 1995, termina, torniamo qui alla mappa di prima, termina, che non si apre, eccola qua, termina in Bosnia e Erzegovina, con gli accordi, vi dicevo, di Dayton, però inizia la crisi del Kosovo. Siamo nel 96, il Kosovo già è sostanzialmente diviso, perché gli albanesi godono di un buon livello di autonomia, però dopo la crisi della Jugoslavia la Serbia è diventata più dura, ha cominciato a chiudergli le scuole, ad esempio, ad assumere atteggiamenti. Però dal 96 in poi c'è da protesta diciamo albanese assume connotazioni militari. Allora entra in gioco l'UCK che fino al 96, fino al 98 viene considerata anche dal Dipartimento di Stato americano un'organizzazione terroristica, poi lentamente diviene, con interventi poi del 99, diventa un movimento di liberazione. Ecco. Come questo movimento terroristico dell'UCK si finanzia con il traffico di droga, si finanzia con la tassazione dei propri connazionali,
una specie di pizzo che questi pagano, quindi anche volontariamente perché credono nella causa indipendentista. Ma tutto inizia nel 96. Allora l'UCK mette in atto tutta una serie di attentati, tipo strategia della tensione, bombe, colpiscono rappresentanti delle istituzioni serbe e la Serbia reagisce con i propri paramilitari, reagisce con le proprie forze armate, ma soprattutto utilizza i paramilitari. Su questi avranno un ruolo le cosiddette milizie tipo Arkan, ecco, cioè criminali comuni o persone comunque che non avevano precedenti militari, organizzano questi eserciti e si mettono al servizio dei rispettivi paesi e sono quelli che faranno poi il lavoro sporco della pulizia etnica. Per esempio nella strage di Srebrenica saranno gli Scorpioni, che erano sempre una milizia paramilitare. Invece il meglio di sé lo darà, per modo di dire, lo darà Arkan invece nel Kosovo. Ecco, queste forze paramilitari reagiscono e massacro un genocidio. Non è che in Kosovo fosse in atto un genocidio. Che cosa succedeva in Kosovo? Allora, quando c'erano questi attentati terroristici, la risposta delle forze armate serbe era spesso, diciamo, non lasciava spazio a nessun tipo di esitazione. Allora, gli albanesi compivano un attentato, i separatisti, e spesso magari si rifugiavano anche all'interno delle loro case, si nascondevano all'interno. I serbi non ci pensavano due volte, bombardavano e questo provocava la morte anche di civili, sono morti anche dei bambini, ma non è che ci fosse in atto poi la volontà di uccidere tutti i serbi. Certo, atti di violenza, di crudeltà, pensiamo a quelli compiuti da Arkan. E la situazione però si inasprisce fino a quando nel 99 c'è l'intervento della NATO. La NATO, le truppe NATO, gli Stati Uniti in particolare, intervengono prima in Bosnia, quando Deliberate Force, quando praticamente colpiscono, dopo la strage al mercato di Sarajevo, colpiscono le postazioni serbe e poi colpiranno invece dei serbo-bosniaci e li porteranno praticamente al tavolo delle trattative a Dayton. Mentre in Kosovo ci saranno 2 mesi di bombardamenti sulla Serbia e sul Kosovo che faranno parecchie vittime, centinaia di vittime tra la popolazione civile. Si pensa che ne abbiano fatti di più i bombardamenti della NATO, non tanto solo direttamente ma anche indirettamente per l'uso dell'uranio impoverito e gli effetti che ha, cancerogeni. Quindi c'è questa guerra che viene spacciata, venduta come un intervento umanitario e su questo ci sarebbe molto da discutere. Innanzitutto la funzione che avrebbe dovuto avere, secondo almeno le regole del diritto internazionale di protezione, sarebbe dovuto limitarsi alla protezione della popolazione diciamo kosovara, non solo albanese ma anche invece non è così. Quello che i bombardamenti della NATO fanno, l'obiettivo è abbattere la Serbia, sconfiggerla. Sono bombardamenti che spesso anche colpiscono obiettivi civili, pensiamo all'ambasciata cinese oppure pensiamo all'emittente televisiva serba. Ecco, quindi una guerra che viene compiuta a 2 mesi di bombardamenti, cioè non è cosa da poco. A questi i serbi reagiscono con la spietatezza anche della pulizia etnica, nel senso che cercano di eliminare più albanesi possibile. Gli albanesi ne incarnano la loro dose di ferocia, quindi adesso... però quello che è importante in questa tragedia della Jugoslavia è che io della seconda parte del mio libro parla del concetto di guerra umanitaria. Non esiste una guerra umanitaria, perché ci sono interessi politici ben precisi in questo. Sostenere che l'Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti e i loro alleati siano intervenuti nella ex Jugoslavia per scopi umanitari è non conoscere quella che è la realtà dei Balcani. Allora, quali erano gli interessi in gioco? E questo è fondamentale. Primo, le basi della NATO. Nel 91 inizia il conflitto nell'ex Jugoslavia e nel 91 crolla l'Unione Sovietica. E se voi vedete, dal 91 in poi, adesso vi mostro questa mappa, qui si vede più grande, bello, si vede meglio, vedete dal 90 c'è la Germania che entra, c'è la Germania unita, quindi la Germania dell'Est diventa parte della NATO, dopo fino al 99 c'è sempre un allargarsi verso est di quelle che sono le nazioni che entrano
a far parte della NATO. Poi tenete presente le varie basi che qui sono indicate: Bond Steel nel Kosovo, in Bosnia e Erzegovina Camp Komanch e Camp Eagle, in Macedonia vicino a Skopje un'altra base americana. Quindi dal 1995 al 2002 c'è un fiorire di basi americane nei Balcani ed è proprio il periodo della guerra, perché la Russia è debole, non può contrastare, e del resto cosa può fare? Invadere la Romania o la Bulgaria o i paesi, o la Lituania, i paesi balcanici che decidono di entrare a vario titolo nella NATO? No, assolutamente no, è costretta ad accettare. Bene, allora il primo interesse in gioco è l'allargamento ad est della NATO, e qui interessa soprattutto gli Stati Uniti. E poi perché in gioco c'è l'Eurasia, che è praticamente chi controlla l'Eurasia comanda il mondo, ma poi lo vedremo perché anche. Allora, il primo passo è il controllo, è l'allargamento ad est della NATO. Poi c'è un altro motivo di intervento nei Balcani, che è estremamente importante, ed ecco qui, guardatelo qua. Percorso degli acquedotti, degli oleodotti, scusate, gasdotti, gas e petrolio. Allora, dai ricchi giacimenti del Mar Caspio, dell'Asia centrale, arriva il petrolio, si costruiscono gli acquedotti per il gas e per il petrolio russo. Guardate dove passa, questo è il South Stream, il primo, adesso c'è il Turkish Stream, vabbè comunque, ma in quegli anni c'era il South Stream, guardate per dove passa, insomma, Serbia, poi qui Macedonia, Grecia, sì, ma comunque a confine con la Macedonia, poi dalla Serbia entra in Slovenia, quindi capite bene perché la Serbia. E perché attaccano la Serbia? Perché la Serbia è l'unico paese filorusso dei Balcani. È sempre stata l'alleata storica, ha sempre rivendicato non solo il controllo dei Balcani, e quindi si è sempre opposta prima agli austriaci, poi ai tedeschi, adesso guarda male addirittura agli americani, si è sempre opposta perché vuole essere lei a controllare i Balcani, perché dice questa è la nostra terra, e perché sono anche filorussi, quindi sono un motivo, sono un ostacolo alle manovre degli Stati Uniti. Ma sono un ostacolo anche alla volontà della Germania, perché nel 91 la Germania è unita e la Germania è una potenza economica, è una potenza che ambisce ad influenzare non solo l'area balcanica, ma anche l'Ungheria, la Slovacchia e infatti la Romania, e se vediamo anche adesso quello che sta succedendo in Ucraina, anche qui la Germania ha la sua importanza, la sua influenza. Quindi ci sono questi, e i vecchi attori dei Balcani della Prima Guerra Mondiale tornano in gioco, e tornano in gioco anche le identità nazionali dei croati che l'hanno riscoperta e hanno fatto quello che hanno fatto nel passato, cioè prima erano alleati degli Asburgo, poi sono diventati alleati dei tedeschi e adesso di nuovo sono ancora alleati. Allora, i musulmani di Bosnia con gli occidentali contro i serbi, croati lo stesso, sloveni anche, cioè vedete si ripete la storia, cambiano, l'unico nuovo attore sono gli Stati Uniti, ma perché c'è stata la seconda guerra mondiale, hanno vinto la guerra, hanno vinto anche la terza, tra virgolette, guerra mondiale, che è la guerra fredda, hanno vinto quindi 2 guerre, non è mica poco, e allora adesso loro si affacciano, sono la potenza egemone nel mondo rimasta con la sconfitta dell'Unione Sovietica e mirano appunto insieme ai tedeschi a influenzare, ad ottenere il controllo dei Balcani. L'unico ostacolo è la Serbia e quindi c'è questa guerra umanitaria. Dico perché ci sono sempre degli interessi geopolitici sotto tutto questo, perché se la guerra umanitaria di per sé è improponibile, perché se allora io vado a bombardare i serbi perché maltrattano gli albanesi, cosa dovrei fare dei cinesi con quello che stanno facendo in Tibet? Cioè, allora le motivazioni di guerra si moltiplicherebbero, diventerebbero infinite, però nessuno sa che gli americani non attaccheranno mai la Cina, perché è una potenza economica, perché ha 1 miliardo di persone determinate a combattere, dotate degli attributi, il popolo cinese è un popolo orgoglioso, e perché ha l'arma atomica. Quindi
allora lì non si fa guerra umanitaria. Con la Serbia invece si può fare. Nemmeno si è stata fatta tra virgolette, una guerra umanitaria contro la Russia, e del resto come si poteva fare una guerra umanitaria contro la Russia dopo che abbiamo dato l'indipendenza al Kosovo? Possiamo scandalizzarci se poi in Ucraina la Crimea chiede l'indipendenza, se ne va, oppure l'Ossetia del Sud, dopo il Kosovo, e poi ne parleremo anche di questo però. Allora, questi sono gli interessi che muovono la politica dell'Europa. L'Europa è un nano politico, quindi segue, a parte la Germania, che diciamo, cerca di avere una sua politica autonoma, l'Inghilterra fa i suoi interessi, ma qui nei Balcani più che un interesse inglese lo vedremo invece nella crisi siriana oppure nella crisi libica. Qui insomma l'interesse bene o male ci vanno a seguito, del resto la forza in Gran Bretagna e Stati Uniti vanno a braccetto, lo sono andati nella seconda guerra mondiale, continuano ad andare, però i grossi interessi che muovono questa guerra sono questi. Bene, quindi non esiste a mio avviso una guerra umanitaria è solo una soluzione ipocrita per nascondere quelli che sono i propri interessi geopolitici che in questo caso nella crisi dei Balcani vi ho spiegato. Poi c'è un altro aspetto del Kosovo che mi ha colpito. Allora, il Kosovo diventa indipendente e si trasforma in effetti in un narcostato oggi, passa circa l'80% della droga che entra in Europa passa di là, questo la dice lunga. Non abbiamo fatto certo, l'Occidente non ha fatto certo un'opera molto meritevole. Adesso ve lo faccio vedere il Kosovo e poi vediamo, ecco qua. Ora, il Kosovo però diventa interessante ed anche inquietante per il principio che contiene. Il Kosovo come precedente giuridico e politico per l'indipendenza delle micropatrie. Allora diciamo sì, il Kosovo diventa indipendente, bene, perché no sì al Veneto, alla Catalogna, con un effetto domino che tutti possiamo facilmente immaginare. Ora, e Putin questo se n'è accorto, infatti con l'indipendenza del Kosovo dice quanto segue: l'indipendenza del Kosovo crea un precedente orribile che si ritorcerà contro gli occidentali. Allora Putin non è Berlusconi, milioni di posti di lavoro, non è nemmeno le grandi riforme di Renzi, cioè ha una statura politica ben diversa, è un uomo che quando parla dietro a un paese che conta ed è un uomo potente che fa i fatti. Infatti nel febbraio del 2008 il Kosovo ottiene l'indipendenza, quando scoppia nell'agosto del 2008 la crisi in Georgia, dell'Ossetia del Sud, la Russia di Putin presenta il conto, perché ormai è una Russia economicamente e militarmente forte, non è più la Russia di Ezzi, che ha dovuto, che è sempre pronta, con 4 bambocci di oligarchi, un paese distrutto da 50 anni di nefasto comunismo, di malefico comunismo. Ecco, non è più questo, no, è una patria rinata, benché l'abbia presa in mano un ex agente del KGB. Ma lo ha fatto in nome di quegli ideali patriottici che sono forti nel popolo russo, che hanno permesso al popolo russo, con 20 milioni di morti, di vincere, comunque di resistere ai tedeschi e di vincere, con la famosa battaglia di Stalingrado. Quindi, infatti, Stalin farà appello all'istinto patriottico del popolo russo. Lui che come comunista del patriottismo ne era la negazione. Vabbè, a parte questo, c'è questa, come precedente giuridico e politico. Allora si potrà dire, perché è difficile a questo punto che abbiamo dato l'indipendenza al Kosovo dire no alla Crimea, dire no all'Ossetia del Sud, come vi dicevo prima, perché quando c'è la crisi immediatamente Putin manda le proprie truppe in appoggio ai separatisti e sconfigge l'esercito della Georgia, vengono praticamente, infatti oggi l'Ossetia del Sud è indipendente, anche se non è riconosciuta, comunque si è staccata dalla Georgia come voleva. Si tratta di una regione a maggioranza russa, quindi non ha preso una regione dove i russi non c'erano. Ecco,
Se noi cominciamo il principio del Kosovo è per questo un assurdo, non solo per diciamo, la malafede con cui è stata condotta questa guerra, lo è anche perché il Kosovo crea questo precedente giuridico e politico con effetti disastrosi all'interno degli stati nazionali, vedremo poi perché. Stiamo già vedendo con l'Ucraina quello che è successo. Però chissà perché gli occidentali, allora l'Ucraina no, il Kosovo sì, questo non l'ho capito. Poi ci sarà sicuramente qualche avvocaticchio azzeccagarbugli che cercherà di inventarsi, ma questi volevano l'indipendenza, ma gli altri no, la secessione, l'unità, insomma sono tutti, alla fine sono solo chiacchiere, perché i fatti sono questi, insomma abbiamo innestato un principio disgregativo e ne trarremo le conseguenze di questo, le stiamo già vedendo le conseguenze di questo. Però è chiaro che se noi applichiamo il principio del Kosovo a tutto e a tutti, avremo la disgregazione di interi stati e quindi il principio del Kosovo vanno posti dei limiti. Primo è l'alternativa federalista, è la secessione, se si può ricorrere al federalismo. E poi perché uno Stato prima di chiedere l'indipendenza dovrebbe avere anche le energie per stare in piedi da solo, perché oggi non è che il Kosovo sta in piedi da solo, sta in piedi da solo perché grazie ai narcotrafficanti, sta in piedi da solo grazie agli aiuti che riceve dalla comunità europea e sta in piedi anche grazie ad essere diventato un centro di riciclaggio, non passa solo droga, ma c'è il denaro sporco, infatti è un rifiorire di centri commerciali in Kosovo, non è che l'economia sia ferma, però capire da dove venga questo denaro, soprattutto quando per premier abbiamo avuto una persona come Taci, comandante dell'UCK, beh insomma possiamo ben immaginare che cosa ci possa essere sotto. Che molto spesso dietro queste forme di indipendenza, nel caso del Kosovo ci insegna, si creano delle specie di isole della tortuga, cioè dei paradisi criminali. L'indipendenza del Kosovo non ha neanche senso di esistere storicamente, non è mai esistito uno Stato Kosovo. Diversamente potrei dire dalla Repubblica di San Marco, oppure da altre forme di identità nazionali che hanno avuto, eppure il Kosovo se lo sono inventato praticamente. Kosovo non era neanche uno Stato della ex Jugoslavia, era una provincia. Il problema nasce là e come provincia non aveva il diritto all'indipendenza e alla secessione, mentre la Croazia, nella Costituzione della vecchia Jugoslavia, aveva il diritto di poter secedere perché era uno Stato, era considerata tale. Infatti Rugova voleva la trasformazione voleva appunto che fosse modificata la Costituzione jugoslava e fosse dato anche al Kosovo questa forma la forma di repubblica. Ora, chiusa la parentesi, secondo diciamo, parte del mio libro che va a analizzare il concetto di guerra umanitaria e va più nel dettaglio, che però qui adesso non entro, vi ho solo accennato a sommi capi, entra il discorso di quella che è stata la dissoluzione della ex Jugoslavia, la crisi balcanica, il Kosovo in generale, come monito per l'Europa. Perché un monito per l'Europa? Si sono disgregati i Balcani e guardate, nessuno se lo aspettava. Qualcuno si aspettava la crisi dell'Ucraina oppure questa crisi economica che adesso il governo ci dice che stiamo uscendo, tutto va bene, sembra andare bene, ma lo dice lui, io non sono tanto convinto, però vabbè. Ecco, questa crisi economica è iniziata nel 2007, che dicono sia finita, ma io non ne sono convinto, e non solo io. Tutto questo, questi grandi, ci saremmo mai immaginati l'ISIS, ecco, l'islamismo radicale in queste forme, no, non ci siamo immaginati tutto questo. E stanno avvenendo dei fatti che stanno sconvolgendo gli equilibri internazionali. È rinata la guerra fredda, pensavamo che fosse finita. Nel 91 la gente si era illusa che la guerra, che la vittoria degli Stati Uniti e del modello neoliberista avrebbe portato pace e benessere in tutto il mondo. Ma direi che si è verificato tutto l'opposto. Quindi la storia ci sorprende. Anche se vi sono dei ciarlatani che continuano a dire ma io lo sapevo, ma io l'ho previsto, no. Purtroppo noi possiamo avere, Cevolini diceva io ho previsto, io non ho previsto niente, ho cercato di analizzare determinati fenomeni che stanno andando in questa, che penso io vadano in una certa direzione.
Però non chiedetemi dove andremo a finire, perché questo è difficile, la geopolitica, la storia dell'uomo è imprevedibile a questi salti. Allora, se è saltata, si è dissolta, sono dissolti i Balcani, perché non potrebbe accadere anche all'Europa e ad alcuni stati che la compongono? Non è impossibile. Perché non è impossibile? Perché entrano in gioco due elementi che secondo me sono altamente disgregativi: la globalizzazione e l'islamizzazione. Ma cominciamo dalla globalizzazione. Che cos'è la globalizzazione? La globalizzazione è l'estensione a livello mondiale, è la creazione di un unico mercato a livello mondiale di tipo neoliberista. Punto. Questa è la globalizzazione alla fine. Poi ci sono aspetti, diciamo, culturali, ma alla fine l'obiettivo fondamentale della globalizzazione rimane il mercato di modello neoliberista esteso a tutto il mondo. Questa creazione di questo mercato neoliberista prevede tutta una serie di politiche. Prima di tutto l'esautoramento degli stati nazionali, perché noi non possiamo avere non possiamo avere un unico mercato globale se ci sono stati nazionali, ognuno rivendica la propria parte, per cui bisogna eliminarli questi stati nazionali, in qualche modo, e sostituirli con organismi sovranazionali, che la Troika, le grandi banche internazionali, le agenzie di rating, sono questi che muovono. Abbiamo visto che Berlusconi l'hanno mandato via a colpi di rating, non che io per il personaggio non abbia mai goduto la mia simpatia o stima, però devo dire che quello non era il modo migliore per mandarlo a casa. Dovevamo mandarlo a casa eventualmente noi italiani, con delle libere elezioni, non a colpi di spread, uno viene costretto a dimettersi. Per non parlare poi anche del voltafaccia di Tsipras, là in Grecia, quello che è successo, fa un referendum, chiama la gente, non volete le politiche lacrime e sangue, e poi che cosa fa? Niente, vabbè. Quindi esautoramento degli stati nazionali, perdono i propri poteri. Poi secondo aspetto fondamentale della globalizzazione è l'omologazione, la cancellazione di ogni identità. Un unico grande mercato presuppone che non ci siano identità, non ci siano persone che hanno valori, sentimenti. Anche l'islamismo radicale è ostile alla globalizzazione, è un problema per i globalisti. O l'identità dei vari popoli, che può essere l'identità della Catalogna o di altre nazioni europee, il nazionalismo dei greci, tutto ciò che, insomma, che si oppone ad un unico governo globale. Identità non solo nazionale, anche identità sessuale. Vediamo la teoria del gender, per esempio, che fa parte comunque sempre di quella che è il processo di omologazione. Poi, altro aspetto della globalizzazione essenziale è l'affidare agli Stati Uniti il governo del mondo, perché sono la potenza che ha vinto la guerra fredda e assumono il ruolo di gendarmi del mondo. Questi sono gli effetti fondamentali della globalizzazione. Infine, da non dimenticare, tutte le politiche cosiddette neoliberiste. E qui, se per creare un unico mercato globale di modello neoliberista, noi dobbiamo cominciare a smantellare lo Stato sociale, a precarizzare, liberalizzare, che significa poi precarizzare il lavoro, dobbiamo delocalizzare, dobbiamo avere un'immigrazione incontrollata, perché dobbiamo avere la libera circolazione per la globalizzazione, non solo dei capitali, ma dobbiamo avere anche delle persone, perché così avremo manodopera a basso costo, un serbatoio di manodopera a basso costo, e tutta una serie di misure. Dobbiamo abolire le cosiddette barriere non tariffarie e non tarifarie, quindi dobbiamo accettare la carne agli estrogeni. Ecco, quando parlo di globalizzazione vorrei farvi vedere questo. Ecco, questa più o meno potremmo riassumerla. Allora, la globalizzazione si realizza attraverso, abbiamo dei trattati internazionali. Qui abbiamo il NAFTA, il TAFTA e il TTIP. Allora, il NAFTA ha un'importanza, diciamo, minore rispetto agli altri due, perché gli altri due coinvolgono direttamente l'Eurasia. Allora, il primo è il trattato transatlantico, il secondo trattato pacifico, cioè bisogna mettere in contatto le grandi economie, l'economia del Nord America con l'economia dell'Asia e con l'economia europea.
Ecco, questi saranno gli ultimi 2 passi per completare il processo di globalizzazione, se riuscirà a concludersi, dubito. Comunque, vabbè, questi sono i processi in atto, si sviluppa attraverso questi. E allora, adesso che cosa c'entra la globalizzazione con la dissoluzione dell'Europa? E certo, c'entra sì, perché quando noi parliamo di politiche neoliberiste, di esautoramento degli stati nazionali, di omologazione, creiamo delle reazioni all'interno delle nazioni europee. Allora, mi riferisco all'Europa, ma anche in altre parti del mondo, ma io ho analizzato la questione europea. 2 forme di reazioni a questa globalizzazione, il localismo e il nazionalismo anti-europeo. Il localismo che è antinazionale e anti-europeo e il nazionalismo che è essenzialmente anti-europeo. Quindi le regioni più ricche, soprattutto, di fronte a questo processo di globalizzazione che li investe, spesso con effetti deleteri, pensiamo all'economia del nord-est, non so quanto ci abbia guadagnato dalla globalizzazione, e visto che le nostre aziende sono tutte di là, adesso se ne stanno andando e qui rimarrà il deserto, allora questa reazione sviluppa, diciamo, delle reazioni di tipo, vogliamo chiamarle identitario, comunque di rifiuto della globalizzazione. Le nazioni ricche dicono, beh, io me ne voglio andare, mi voglio staccare, sia da questo Stato che non riconosco per motivi di centralismo e quant'altro, che sono dentro nel particolare, e sia mi voglio staccare perché questo Stato non mi difende dai poteri forti, da questi organismi sovranazionali. E questo è il primo passo, e si comincia, la Catalogna se ne va, perché io non do i soldi a Madrid, perché anche Madrid non solo non li spende come dovrebbe, ma anche Madrid è un nano politico, non conta più nulla, perché non riesce a difendermi dalla forza della globalizzazione. Un esempio, molti imprenditori del nord-est si lamentano, parlo del nord-est, perché non fanno più affari con la Russia. Ma se avessimo un altro Stato, noi non avremmo accettato le sanzioni alla Russia e continueremmo ad avere i nostri rapporti tranquilli economici con la Russia. Soprattutto non rischieremo magari di ricevere le bombe in testa in caso di un conflitto, perché gli americani la guerra la combatteranno qua, se ci sarà. Bene, premesso a parte questo, che poi parleremo anche di questo. Gli Stati, chi non ha invece regioni, diciamo, con tendenze separatiste, come potremmo averle noi per certi aspetti, diciamo il movimento Veneto, oppure quello che è stata la sedicente Padania, però se sedicente Padania dico come sedicente Kosovo, ecco, non so chi dei due fosse più credibile, almeno la Padania non sarebbe diventata uno Stato, un narcostato, uno Stato criminale, però a prescindere da questo, dico, quegli Stati tipo, non so, la Grecia, che non hanno queste fratture interne, rispolverano l'orgoglio nazionale e quindi no alla globalizzazione, no alle conseguenze della globalizzazione, e quindi l'Unione Europea tende a disfarsi. Allora, come si manifesta questo spirito, diciamo, tra virgolette nazionalista? Si manifesta da destra a sinistra, c'è un comune denominatore, no all'Unione Europea, no alla Troica. Noi facciamo un giro per l'Europa, andiamo a parlare con il Fronte Nazionale di Le Pen, andiamo a parlare con il Partito Nazionale Britannico, la Farge, oppure con Corbyn, con Alba Dorata, con Beppe Grillo, cioè sono movimenti che sono diversi tra di loro, però il no all'Unione Europea. Ecco, questo è il frutto della globalizzazione, perché l'Unione e la Troica, l'Unione Europea è un'espressione di questa globalizzazione. Quindi questo è questo elemento disgregativo. E altro che genera, come vi dicevo, queste forme di nazionalismo e di localismo. Ma non abbiamo solo un problema di Europa che potrebbe disgregarsi per effetto della disgregazione, comunque una sua tensioni che la possono comunque mettere in crisi, non solo per effetto della globalizzazione, che ripeto è importante, è anche questo, ma anche per il processo dell'islamizzazione. Noi stiamo assistendo per la prima volta forse nella storia dalla fine di quella che ci sono state le guerre di conquista dell'Islam, ad un aumento della percentuale della componente musulmana all'interno dei nostri paesi.
Si tratta di oggi mediamente non si arriva al 10% anche nelle nazioni più, per quanto se ne dica, e qui infatti ho una mappa. Però le previsioni sono nel 2050 che questa popolazione potrebbe arrivare anche a un 20%. Ora noi ci troviamo di fronte a un Islam che non è un Islam quello che si sta manifestando oggi tollerante, ma è un Islam intollerante, è l'Islam sunnita wahhabita, è quello sponsorizzato dalla casa di Saud, dell'Arabia Saudita, è quello sponsorizzato dal Qatar e in parte anche dalla Turchia di Erdogan. Ecco, questo Islam che si pone una islamizzazione dell'Europa, che cosa significherebbe? Due cose innanzitutto: la perdita della nostra identità. La nostra identità è frutto della storia greco-romana e poi del cristianesimo. E poi significherebbe anche la perdita della pace sociale, perché, vi ripeto, queste organizzazioni islamiste, l'Islam di oggi è condizionato da fratelli musulmani, salafiti, organizzazioni terroristiche tipo Boko Haram oppure il Califfato. Ecco, quello che noi vediamo oggi, la violenza che vediamo oggi esplodere nel mondo musulmano, potremmo vederla anche da noi. Ne abbiamo avuto forse un anticipo con gli attentati in Europa, a Londra, l'attentato al giornale satirico francese, gli attentati di Madrid, le rivolte nelle Balignù francesi, perché questa islamizzazione dell'Europa procede secondo tre direttive: sia la violenza dell'attentato e della rivolta etnica, dove l'elemento religioso si mescola al disagio sociale, ma anche attraverso una, colonizzazione economica. Qual è questa colonizzazione economica? Pensate che oltre il 30% delle aziende quotate in borsa italiane hanno partecipazione dei fondi dell'Arabia Saudita, del Qatar. Poi tenete anche presente che la terza forma di conquista è quella demografica, e questi arrivano, grazie a un'immigrazione incontrollata, si insediano nel nostro territorio. Cominciano ad essere il 5, il 10, il 15, il 20%, questo in futuro, e le conseguenze non sono irrilevanti. Rischiamo quindi una deriva balcanica, perché di fronte, ripeto, non abbiamo un Islam tollerante. Allora, che responsabilità? Ci sono forti responsabilità dell'Occidente in tutto questo. Che di suo parte dell'Islam sia intollerante e assassino, i fatti ce lo dimostrano. Che l'Occidente abbia le sue responsabilità, i fatti ce lo dimostrano. Se oggi l'Islam esiste un ISIS, esiste queste organizzazioni islamiste, è perché abbiamo finanziato Bin Laden quando era in Afghanistan, cioè noi Occidente, Stati Uniti, abbiamo destabilizzato l'Iraq, abbiamo destabilizzato la Siria e ducis in fundo vorremmo e facciamo di tutto per destabilizzare anche la Siria. Che Iraq e Siria si può dire tutto il male possibile, però non si può dire che fossero regimi confessionali, anzi regimi dove la tolleranza religiosa, pur in sistemi dittatoriali, era garantita. E garantita come? Pensate che Aziz era cristiano, ministro degli esteri, no poco. Pensate che nel Parlamento, la tolleranza che ha mostrato sempre Assad nei riguardi dei cristiani, non hanno mai avuto problemi. Pensate solo che Assad, che è alla guida, quindi sciita, aveva nel suo Parlamento una donna sunnita, presidente del Parlamento, cioè prima della guerra. Ecco, questa è... Noi abbiamo destabilizzato questi stati, abbiamo contribuito alla loro destabilizzazione utilizzando Turchia, Qatar e Arabia Saudita, perché oggi è inutile che ce la raccontiamo. Camion di armi, camion di viveri, camion di medicinali passano tranquillamente dalla Turchia e entrano nello Stato, nell'ISIS, quindi nel Califfato. Eppure la Turchia non fa niente, anzi bombarda, sì, una bomba la tira ai combattenti dell'ISIS e ne tira 2 ai curdi. Ecco, quindi dobbiamo confrontarci con questa realtà. E come andrà a finire sinceramente non lo so. Certo che il fatto di avere circa 5.000 combattenti europei, compresi quelli balcanici, tra il Califfato e Al-Qaeda dovrebbe preoccuparci, perché questa gente poi potrebbe, quando al ritorno in Europa, sarà questione di mesi o di anni, non penso sarà eterna la guerra in Siria, potrebbe regolare il conto, cioè potrebbe
scatenare gli attentati e già con un addestramento, già con una formazione, scatenare gli attentati, fare ciò che faceva in Siria. Ecco, non ci dobbiamo meravigliare, anche perché qui troverebbe un substrato idoneo. Pensiamo alle Baleiniù francesi o alle nostre periferie, li abbiamo trasformati in ghetti multiraziali e quindi il terreno c'è, insomma, abbiamo milioni di musulmani che risiedono, che non sono integrati o che non vogliono integrarsi nella nostra cultura, perché i loro valori sono incompatibili con i nostri, diversi o quantomeno e spesso anche incompatibili. Ecco, tutto questo pesa. E i due elementi quindi di frammentazione. Ora, non dico necessariamente una seconda guerra, una crisi, una guerra balcanica, no, però una situazione di grave conflittualità sociale. Ecco questa, perderemo la nostra pace, vedremo gli attentati che prima non abbiamo visto in maniera limitata. Altro aspetto del mio libro su cui vorrei soffermarmi è il discorso, e qui parliamo un po' anche delle responsabilità che ha l'Occidente in tutto questo. 5 minuti, ora, poi passiamo alle domande, 5-10 minuti. Sì, chiudiamo perché sì, è vero. No, perché sennò non resta spazio per le domande. È vero, hai ragione, sì, è vero. Io intanto mi perdo perché io voglio sempre parlare poco, ma dopo parlo tanto perché so, è il mio difetto. Allora parliamo di Eurabia adesso. Che cosa c'è in gioco? Vi ho parlato di globalizzazione prima e vi ho fatto vedere che nella globalizzazione, ecco dove siamo qua, ci sono in gioco chi? Guardate, soprattutto i grandi, c'è l'Asia, gli ultimi 2 trattati riguardano Asia e Unione Europea. E come? Questi sono quelli che contano. Perché l'Eurasia è così importante? Perché guardate un po' cosa c'è in Eurasia, c'è la Cina, c'è la Russia, c'è l'India, ci sono i ricchi giacimenti dell'Asia centrale e c'è anche, vedete qui, il Golfo Persico. Ora, quando parliamo di Eurasia, noi parliamo dove si concentra la ricchezza energetica del nostro pianeta, la maggior concentrazione di popolazione, il maggior numero di industrie, pensate solo all'Europa o alla Cina. Ecco, quindi il gioco è questo, oggi si combatte per la conquista dell'Eurasia, perché chi conquista l'Eurasia conquista il mondo, domina il mondo. Gli americani lo hanno capito, infatti le loro aree di intervento, più che l'America Latina, dove più che altro hanno sempre avuto una funzione, non fa poi tanto, cioè non è determinante come lo è l'Eurasia. Anche perché in Eurasia ci sono le uniche potenze che possono sfidare gli Stati Uniti d'America. Certamente il Brasile non può fare la guerra agli Stati Uniti d'America, però la Russia e la Cina sì, signori, non è cosa da poco. E poi, quindi sono questi gli elementi che entrano in gioco. E allora dico, Eurasia è il campo di battaglia. Abbiamo visto come il principale nemico che oggi si pone è la Russia agli Stati Uniti, sia per ragioni storiche, perché lo sappiamo, la guerra fredda l'ha fatta soprattutto con la Russia più che con la Cina, a parte la guerra di Corea, ma dopo, insomma, no. La Russia è sempre stato il nemico principale. Pensava di averla conquistata definitivamente, piegata, quando è andato al governo Helsinki e il suo sistema comunista fallimentare è crollato, invece no, ha fatto i conti senza l'oste probabilmente. Lo spirito del popolo russo, la figura di Putin ha fatto sì che la Russia rinascesse come antagonista in questo caso. Però la Russia non mira a conquistare il mondo, è una potenza territoriale, mira eventualmente a mantenere il controllo di quelle che sono le zone russofone. Qui purtroppo non ho la piantina per mostrarvele, l'ho dimenticata, e che sono quelle tipo la Trastiria, che è una regione del confine con la Moldavia, tipo l'Ucraina orientale, la Crimea, che della Galizia non sa che farsene, non è mai stata sua, e poi insomma le minoranze, le varie minoranze russe che stanno ai suoi confini, pensiamo all'Ossetia del Sud, questo spiega anche l'intervento. Non ha la volontà, la tradizione di potenza imperiale che esca al di fuori dell'Europa, non è mai neanche arrivata in quella che è l'Europa occidentale, si è appena affacciata con la Grecia, si è appena affacciata con la questione di Dardanelli, si è avvicinata al Mediterraneo, insomma, ma non è che c'è una potenza. E poi sa bene che qui comunque troverebbe un'Europa che ha già un'altra identità, ecco. Quindi non ha volontà, non ha neanche la forza militare per conquistare, perché gli Stati Uniti invece si pongono come una potenza vincitrice della guerra fredda, che pretende oggi di dominare il mondo.
E qui sta oggi la grande battaglia. L'Eurasia, vi ripeto, Brzezinski negli anni 70, il polacco, che è stato consigliere del presidente Carter e poi fondatore della commissione trilaterale insieme a Rockefeller, che penso già dica molto, si era accorto, ha scritto un libro, Il grande scacchiere, in cui spiega che il futuro del mondo, del controllo del mondo, parte dall'Eurasia, per i motivi che vi ho spiegato. Beh, insomma, io direi di chiudere, avrei altre cose da dire, però dopo divento... No, basta, faccio le domande. Scusate se mi tolgo lungo. Grazie. Posso bere un bicchiere d'acqua, permettete, perché... Andiamo. Poi vado a bere vino, però, insomma. Sì, dopo Va bene il vino, sì. A me le scrivo. Io volevo, visto che mi sei capitato a tiro, sente, una domanda che riguarda il passato, che mi ha incuriosito quella vicenda di Jasenovac, giusto? Si chiama così? Il campo di concentramento di Jasenovac, sì, Jasenovac. Dopo non so come si pronuncia Novak, sì. Mi sembra che è una ragazza che è appena uscita e che è di quelle zone di che si dice con la Z finale. Non molte persone lo sanno, però noi abbiamo distribuito anche vari dossier negli anni scorsi durante le conferenze. Sono stati trucidati praticamente in Croazia, non so se... In Croazia era un campo... Sono stati trucidati quasi 500.000 di serbi ortodossi. No, meno. Ma dopo sai, i conti sono sempre abbastanza relativi. Si parla 60.000. La verità è che ci siano state delle implicazioni della Chiesa Cattolica agli alti vertici. Perlomeno da qualche parte ho trovato scritto che praticamente il campo era diretto addirittura da frati francescani. Sì, è stato un francescano che lo ha diretto, è vero che poi è stato anche espulso dall'ordine. Sì. Ora, dire che il papato abbia ordinato tutto questo, secondo me entriamo già nella fantapolitica. Non ho ordinato responsabilità della Chiesa, adesso ti spiego più o meno. Allora, quella era una guerra interetnica dove l'elemento religioso è determinante. Il clero croato, alcuni del clero, tutti penso sapessero ciò che stava accadendo, alcuni come questo francescano, adesso non ricordo il nome, poi sospeso di Vinis, hanno collaborato o quantomeno hanno taciuto. Ora la gerarchia... Stepinac però, ecco, lì Stepinac... No, ma Stepinac ha avuto un ruolo, era un po' tra incudine e martello, ti spiego. Perché se da una parte, innanzitutto non poteva impedirlo, perché c'era un governo e quel governo faceva quello che voleva, soprattutto in situazioni di guerra. Stepinac era un sincero patriota, era anticomunista e quindi si è schierato da una parte. Di queste atrocità non so per quanto ne so io, non le ha ordinate, coperte, è difficile dirlo anche perché non puoi coprirle, poteva fare poco, non poteva impedirle. È vero invece che alcuni elementi del clero cattolico abbiano incitato a questo sterminio, se non collaborato, abbiano creato le condizioni, siano dati da fare, però l'ordine, la responsabilità era di Ante Pavelic. Per dimostrarti questo, per farti capire, vorrei leggerti un passo, se mi permetti, del mio libro. È brevissimo, che io prima non ho letto, per capire... Eccolo qua, l'Agis-Curato. Ci tengo a leggerlo perché è indicativo. Comunque eventualmente se qualcuno vuole saperne di più o perlomeno cominciare ad indagare, sul luogo comune trovate un dossier, sono circa una 90 di pagine,
loro lo hanno intitolato l'Auschwitz del bacino. L'Auschwitz croato, esatto. Sì. Poi è tutto da verificare e da prendere con le pinze, però uno può andare lì e rendersi conto anche di sentire, diciamo, le due campane. Allora, siccome a proposito di Jasenovac, però questo non è un episodio di Jasenovac, ma per capire il clima di Jasenovac, perché se non leggi, ecco, perché poi queste cose le hanno fatte a Jasenovac, ne hanno fatte anche di peggio. Allora, chi scrive è Curzio Malaparte, Caput, 1941, lui è inviato, è un ufficiale italiano inviato di guerra a Zagabria. Bene. A un certo punto, scrive Curzio Malaparte, a un certo punto il maggiore P, ecco, mette solo l'iniziale, entrò per annunciare il ministro d'Italia, Raffaele Casertano. Fatelo entrare, disse Ante Pavelic. Il ministro d'Italia non deve fare anticamera. Casertano entrò e rimanemmo a discorrere a lungo, con grande semplicità e cordialità, dei problemi della situazione. Le bande dei partigiani si spingevano la notte fino ai sobborghi di Zagabria, ma i fedeli Ustascia di Pavelic avrebbero ben presto avuto ragione di quella noiosa guerriglia. Il popolo croato, diceva Ante Pavelic, vuole essere governato con bontà e giustizia, ed io sono qui per garantire la bontà e la giustizia. Mentre si parlava, io osservavo un paniere di vimini posto sulla scrivania, alla sinistra del Poglanic, insomma, quello che è la versione del Duce, insomma. Il coperchio era sollevato, si vedeva che il paniere era colmo di frutti di mare, così mi parvero, e avrei detto di ostriche, ma tolte dal guscio, come quelle che si vedono talvolta esposte in grandi vassoi nelle vetrine a Fortune and Mason in Piccadilly a Londra. Casertano mi guardò, stringendo l'occhio. Ti piacerebbe una bella zuppa di ostriche? Sono ostriche della Dalmazia, domandai al Poglanovic. Ante Pavelic sollevò il coperchio del paniere e mostrando quei frutti di mare, quella massa viscida e gelatinosa di ostriche, disse sorridendo, con quel suo sorriso buono e stanco, perché lui lo descrive fisicamente, era un uomo anche dall'aspetto bonario. È un regalo dei miei fedeli Ustascia, sono 20 kg di occhi umani. Ecco. Questo spiega Jasenovac. Le vittime furono meno, si dice dai circa 60.000, però per l'efferatezza e la crudeltà, e i tedeschi qui non c'entrarono niente, anzi no, furono, ma per quello, poi per non parlare quello che fecero anche le SS islamico-bosniache. Comunque Jasenovac purtroppo è una pagina triste che però non se ne parla. Sì, no, infatti è proprio per quello che abbiamo portata Hai fatto bene? All'attenzione in questi anni, perché c'è un velo che è stato steso e la maggior parte delle persone, io mi ricordo che una volta ho incontrato l'ambasciatore serbo, ero a una fiera, sai, sì. E gli ho chiesto e lei si gira, anzi doveva proprio venire, doveva mandare una persona a parlare di questo episodio, e lei mi dice: signora, sono da diversi anni in Italia ed è la prima volta che qualcuno mi chiede, qualcuno sa di... Beh, però dobbiamo... diciamo che io non l'ho mai studiato a scuola, sì, sicuramente. ma neanch'io a scuola ho mai visto che si parlasse di foibe, per esempio. Sì, quindi, esatto, sì. e ci sono certi cose che per mille una ragione si vogliono tacere, oppure perché altri episodi ben più gravi. Per esempio non ci chiediamo perché i russi non siano così sensibili al genocidio degli ebrei, alla Shoah. Perché i russi pure hanno fatto i loro pogrom, anche loro, magari non nella seconda guerra mondiale, ma prima. E perché i russi hanno avuto 20 milioni di morti, signora, quindi allora i 4 milioni di morti terribili della Shoah per loro sono poca cosa. 20 milioni di morti erano soprattutto civili. Certo. E se c'è qualche domanda? Alberto, lasciamo la priorità ad Alberto. Volete farmele tutti e poi dopo io me le scrivo e vi rispondo uno a uno, oppure uno alla volta, come volete? Per me è molto breve. Secessione del Montenegro e situazione economica del Montenegro. Allora, la secessione del Montenegro, in realtà il Montenegro fa una secessione, diciamo che il Montenegro è un po' un caso strano, insomma, così ti vedo. Vedi adesso qua andiamo sulla piantina, è l'unico che si stacca dalla Jugoslavia nel 2006 lui si stacca dalla Jugoslavia con un referendum. Questo referendum però lascia un po', diciamo che è un referendum che un po' ottiene un'indipendenza risicata, cioè non è
un plebiscito come quello del Kosovo, quindi no sia all'indipendenza, no a Belgrado, oppure quello della Crimea, sì a Mosca, no a Kiev. Qui invece è proprio per il filo. L'unione di questo, cioè si stacca perché in maniera pacifica, perché come dicevo, accennavo anche prima, perché ormai gli equilibri ci sono nei Balcani, hanno vinto, gli Stati Uniti hanno vinto, la gente è stanca di guerra e allora guerre non se ne fanno più. La Serbia ormai è ridotta ai minimi, insomma, quindi questo referendum bene o male viene accettato. La situazione economica del Montenegro, diciamo, allora è stato per tanti, è diciamo, uno dei centri più per il traffico di sigarette, insomma, quindi diventato un po' un paese, no, non è il Kosovo, però insomma la sua classe politica non può certo vantare una grande credibilità. Ci sono 2 inchieste della magistratura italiana a carico appunto dei principali esponenti del Montenegro. Diventa un luogo che attrae interessi, molti interessi economici, vuoi perché è un po' una specie di Porto Franco, vuoi perché è un paese bello, tranquillo, che lascia opportunità. Però essendo un'area balcanica io dico sì, non si sono divisi, però fino a quando e che cosa succederà? Sono sempre zone comunque calde, ecco questo. Però dico che tra i paesi dell'ex Jugoslavia è quello che se l'è cavata meglio. Sai, nella storia molte volte noi non riusciamo a capire il perché, ma io ho cercato, almeno l'ho visto in questo, ecco. Ormai non c'era più interesse di farla quella guerra e si sono accordati in questo modo, però se n'è andato, diciamo, è stato l'ultimo, si è separato, ma forse poteva anche rimanere inutile perché il referendum c'è stato per un 5-6% di differenza, insomma, quindi questo. Però è anche quello che, a parte queste indagini della magistratura, il traffico di sigarette, diciamo che è uno dei paesi che desta meno attenzione per il momento, insomma, perché la grande tragedia balcanica si consuma in Bosnia, Croazia e Kosovo. E i postumi per un'eventuale futura tragedia, piuttosto, io li vedo qui in Macedonia. I recenti fatti di Kumanovo sono indicativi a riguardo, infatti se adesso vi mostro la mappa un attimo, non l'ho scaricata, la mappetta ce l'avevo, eccolo qua, eccoli qua. Ecco qua, vedete, queste sono le zone calde della Macedonia, vedete, a confine con, vedete la valle del Presevo, non solo passa tutta l'immigrazione qua, è anche una delle zone calde del secessionismo albanese. Ecco, una cosa da dire, adesso c'è il Turkish Stream, che dovrebbe, insomma, per quanto meno bypassare i Balcani, però comunque rimarrebbe sempre un'area sensibile. Il Turkish Stream comunque arriverebbe in Grecia e questo potrebbe eventualmente creare dei problemi, destabilizzare la Macedonia, potrebbe essere un modo per poter influenzare negativamente il Turkish Stream, insomma, che è un modo quindi è un modo per, ecco, quindi l'attenzione, guarda te, guarda che strano, insomma, saltano gli accordi su Sud Stream, nasce il Turkish Stream, l'Europa viene messa, vogliamo, da parte, diventa una questione che riguarda la Grecia, più o meno filorussa, la Turchia che ha tutto l'interesse a tenersi buoni rapporti con la Russia che gli dà il gas, perché sennò sono dolori, e scoppiano i disordini in Macedonia. Adesso, farli scoppiare potrebbe avere insomma, un interesse per chi vuole destabilizzare quella zona. Possiamo considerare la divisione della Jugoslavia, questo spezzatino, prove tecniche di trasmissione per portare questo progetto, non lo so, in Italia, in Germania, in Russia, in modo da fare questa dissoluzione, quindi tutti staterelli piccoli che non valgono niente e chi di dovere comanda in maniera un po' più seria, tra virgolette, o facile? Allora, bene. Lo possono fare in Ucraina, lo possono fare in Ucraina e nei Balcani, c'erano le condizioni per farlo, non so quanto ci siano in Italia, e poi eventualmente anche un'indipendenza del Veneto, oppure della Scozia, oppure
della Catalogna, non so quanto possa interessare i poteri forti, anche perché hanno dei governi bamboccio, insomma abbiamo l'Italia, insomma, quindi non è che l'Italia unita abbia un peso, non ne vedo. Forse un Veneto indipendente con simpatie filorusse potrebbe dare un problema a chi vuole la globalizzazione degli Stati Uniti. Ecco, però non ne vedo, ecco, potrebbe innestarsi questo processo, però non è che le elite globaliste ce ne guadagnerebbero, non so quanto ce ne guadagnino, ecco. Perché per loro forse fa più paura un'Europa frammentata, perché con qualche leader locale che si mette in testa di non accettare più gli ordini può creare problemi. Perché se il Veneto non conta niente, cosa conta oggi l'Italia? Cosa conta la Spagna? Non è che contino di più perché sono unite. Ecco, questa è la mia opinione. La mia opinione è che segui il suo filo del discorso, no? Io penso che la divisione delle nazioni la creano lo stesso. In qualche modo, se in Serbia è stata per questioni religiose, diciamo che i serbi e i croati si sono massacrati assieme fra loro due. Non si può dire che i croati fossero più cattivi dei serbi, no? Non credo. O i serbi più cattivi dei croati, lasciamo stare. Io posso, ecco, per cui secondo me in Italia stanno creando, e forse anche in altre nazioni, stanno creando dei partiti che padre Abramo mi aveva detto che erano come su dei binari morti. Per esempio io vedo Tsipras è andato su un binario morto perché alla fine o quasi, perché è andato a finire. Dopo per quanto riguarda il Grillo, che è un 20%, finirà per dare la vittoria sicuramente permanente a Renzi perché là sono congelati. Mi pare che lo stesso hanno fatto uno spezzatino di partiti destra e sinistra con Podemos e con quell'altro che è più cattolico, più di destra anzi, no? Sono due partiti anche quelli là, sono finiti. E volevo dire una cosa, io vengo dall'Argentina, diciamo che sono stato dal 47 al 66. Nell'anno 1960 circa, a parte che mio padre era su delle navi, facevano i pozzi di petrolio, la Saipem o la YPF eccetera, e mettevano un bel tappo di cemento, fine. Quindi il Sud America è un po', almeno l'Argentina, una riserva degli Stati Uniti. E all'epoca ho visto anche atterrare un U-2, vi ricordate l'U-2? L'aereo spia, è un semialiante. Sì. Ecco, quello aveva fotografato tutta quanta il Sud America, l'Argentina sicuramente, e immagino anche tutta la parte Sud America. Quindi il controllo del Sud America, loro ce l'hanno tranquillamente, non hanno nessun problema. Gli Stati Uniti. Poi c'è l'altra questione che non ho capito. Però la battaglia non si combatte in Sud America, si combatte nell'Eurasia, la battaglia. Ce l'hanno già il Sud America, no? Ma poi non è strategico e determinante come l'Eurasia, la battaglia è qua. Sicuramente. Quello che non ho capito... La seconda guerra mondiale non hanno combattuta in Sud America, l'hanno combattuta qua, è strategica qua, sempre qua è strategica. Ah beh sì. Quello che non ho capito invece, e questa è una domanda, è come mai sono andati tutta questa corrente di immigrazione deve passare per la Grecia? Perché non passa direttamente per il Bosforo? Ma per il Bosforo, per la parte più alta, no? Eviterebbero la Grecia? Beh, allora... Non ho capito, cioè magari ci sarà una strategia, ecco. No, c'è un... perché per loro è un attimo, è la strada... Non so se è impropria la domanda, mi No, scusi. no. Dov'è? Eccolo qua. Ma no, non è... sì, a parte sono... Ma comunque no, perché la spiaggia è anche più vicina... un attimo qua, vediamo un attimo. Loro qui, il passaggio... C'è altra gente che fa domande? Loro arrivano, perché la Grecia è il primo perché è la zona di mare più vicina, più stretta. Ma si deve andare a piedi, non è mica quella strada? Non sto facendo polemica. No, è questa rotta che si è creata. La Bulgaria però non so se gli respinga. Io so che per esempio la Serbia comincia in Ungheria, la Croazia gli respingono, allora questi vengono spinti e se ne vanno verso... Così come questa è la... Perché arrivano qui, arrivano qua e poi via mare, questa è per loro via. Comunque la domanda non è impropria, se uno No. va a piedi va dentro per la Sì, è vero. perché non va?
Non lo so questo. Sì, bene. No, non è... Io vedo che in tutti i paesi... La risposta è giusta. Quello che hai detto tu è corretto secondo me. Sì, sì. C'è lo stretto di Dardanelli? L'altra questione, vediamo se l'ha indagata. Diciamo che tutto il finanziamento di questi qua, di questi americani, io ho sentito una conferenza che la CIA si mantiene col narcotraffico, punto. Allora, io mi dico, in Afghanistan gli americani avrebbero potuto benissimo dire al contadino, sta attento a una roba, tu cosa pianti? Opio, benissimo, quanto ti danno? 1, io ti do 1,2 e mi pianti patate. L'hanno fatto perché noi sappiamo che il controllo, se gli americani controllano benissimo l'Afghanistan, sanno benissimo dove sono le piantagioni. Una guardia di finanza che ha l'elicotterino vede se Giovanni ha piantato 3 piante di marijuana. Quindi non mi si può dire, cioè mi è difficile credere che gli americani non lo sappiano. Come mai lo permettono? Vediamo Noriega. No, sì. Beh, la mia opinione sul narcotraffico, allora esistono, quando c'erano i talebani a un certo punto il narcotraffico l'avevano sospeso. Adesso gli americani, sinceramente che questi vendano droga non è che il problema degli americani, non li preoccupa, non gli interessa, loro hanno altri interessi, il controllo geopolitico del territorio. Perché ce la frega. Sì, va bene. Sì, però non è che la ricchezza e la forza militare degli Stati Uniti d'America dipenda da questi trafficanti di droga, hanno ben altro, hanno un potenza, e allora loro non è quella la loro, diciamo, priorità, avranno i loro traffici sporchi, tutto quello che vuoi, però la priorità loro è un controllo, hanno le loro risorse e che questa gente non gli rompa le scatole, che poi facciano quello che vogliono. Direi che Possono trafficare anche organi, per dirti. negli Stati Uniti abbiamo fatto un numero di Limes, abbiamo presentato anche a Udine, dove c'è una disgregazione delle agenzie di servizi segreti, ognuno lavora per sé e quindi allora sì possono aver bisogno, come con Noriega, di forme di finanziamento autonomi. Quello purtroppo è una situazione che si è verificata anche tra Obama, il Congresso, quindi cioè, gli Stati Uniti noi li vediamo sempre come un soggetto che riesce a pensare in maniera unica, li pensiamo così, ma in realtà a guardare bene adesso sono in una crisi profondissima, ecco, e quindi ci sono, ripeto, le agenzie che fanno, ognuno fa per sé, poi delle fortissime fratture tra Congresso e Obama. Obama già non conta più nulla ormai perché non può essere rieletto, è già un fantoccio, può fare... E anche perché la figura politica, anche perché politicamente insomma non è riuscito a politicamente non è ottenere gli obiettivi che si era prefisso. Sì, prego. Secondo lei c'è una possibilità di un accordo tra la Russia e la Cina? Ma ci sono già le condizioni, che sì, ci sono già accordi tra di loro, perché è molto semplice. Allora, da una parte abbiamo un'economia... Ma c'è già, però ecco, ci sono i cinesi sono più cauti dei russi e sono meno sull'occhio del mirino degli americani. Ecco. Quindi hanno questa posizione, non dico ambivalente, comunque hanno capito che se salta la Russia poi i prossimi sono loro. E allora c'è questa situazione di stallo. Cosa lega la Russia alla Cina? Prima di tutto il fatto di avere, tra virgolette, un nemico comune, un potenziale nemico comune, questa potenza egemone. E poi allora, i cinesi hanno le industrie e gli altri hanno il gas, hanno l'energia e quindi devono andare per forza d'accordo. C'è questa simbiosi e adesso stanno creando una banca comune, insomma ci sono in atto c'è questa volontà, però è chiaro che la Cina non vuole proprio arrivare allo scontro diretto, anche perché non è attaccata, assediata come la Russia. E lì perché molte volte in geopolitica la gente non pensa, ma ci sono anche questioni personali. Perché per esempio tutta la guerra che è stata fatta a Saddam Hussein dagli Stati Uniti era anche una questione personale di Bush. Quindi ci sono uomini al potere, non ci sono macchine, con precise simpatie, antipatie, odi che diventano anche personali e questo poi pesa, insomma, alla fine. Oggi la Russia deve essere abbattuta.
anche perché rappresenta, diciamo, l'unico potere che ha sfidato gli Stati Uniti apertamente di fronte a tutti e continua a farlo, soprattutto nella persona di Putin. Noi abbiamo Renzi, abbiamo quello che ci meritiamo, però dai, forse. Beh, innanzitutto basta con le sanzioni alla Russia, perché allora, Napoleone ha fatto la guerra alla Russia. No, dico questo è importante, no, hai ragione. Abbiamo fatto la guerra alla Russia, Napoleone ha fatto la guerra alla Russia, gliel'ha fatta anche Adolf Hitler, sappiamo tutti come è andata a finire. Noi facciamo la guerra alla Russia, beh, insomma, la guerra commerciale, tra virgolette, vogliamo. Ecco, io invece vorrei raccontarvi brevissimamente una storia. Allora, in Ucraina c'è il porto di Odessa, in Grecia c'è il porto del Pireo, l'Albania, Durazzo e Valona, poi c'è il porto di Cattaro e poi c'è la Croazia che ha Fiume e Pola e poi c'è Trieste. Allora, Odessa con l'Ucraina, allora, bisogna andare nel vecchio grande gioco, e cioè impedire alla Russia di avere un porto nei mari del sud. Allora, Odessa va fuori causa per via della guerra in Ucraina. Col porto del Pireo, grande porto sulla rotta di Suez, appena Karamanlis fa un accordo con i russi e con i cinesi per il porto del Pireo, scoppia la crisi greca e cade il governo Karamanlis. L'Albania è sotto il controllo degli americani, per cui va via Durazzo e Valona. Alle bocche di Cattaro, che è il grande porto del Montenegro, viene fatta fare la secessione, come dicevo prima. La Croazia è sotto il controllo dell'America, per cui va via Pola e Fiume. C'è Trieste. Allora, Trieste non può essere un grande porto per l'Est Europa perché ha dei fondali molto buoni, però ha la città proprio sul retro del porto e di conseguenza non può sviluppare la movimentazione dei container. Vi racconto tutto questo perché c'è il problema di Venezia e c'è il problema del piano regolatore di Venezia. Allora, il piano regolatore di Venezia ha il MOSE, ha il progetto del MOSE. Il MOSE lo stanno costruendo da 10 anni e andrà avanti per i prossimi 10 anni. Che ci siano le tangenti sul MOSE, questo si è sempre saputo come su una qualsiasi opera pubblica in Italia, per cui niente di nuovo. Cosa succede nel 2014? Nel 2014 Galan, Chisso, Orsoni, eccetera, vengono inquisiti. Tutti pensano che sia un'inchiesta diretta alle tangenti del MOSE, niente di più sbagliato, perché le tangenti c'erano prima, ci saranno. Il problema è che nel 2014 questa gente qua è andata a Roma e si è fatta approvare il nuovo porto offshore a Venezia, e no, non doveva togliermi la piantina. Nel 2014 questa gente qua è andata a Roma e si è fatta approvare il grande porto offshore a Venezia, e il grande porto offshore che, ecco, se guardiamo la posizione di Venezia rispetto all'Est Europa, è il porto più centrale per l'Est Europa, è il porto che ha le più grandi possibilità di sviluppo perché, a differenza di Trieste, ha tutto Porto Marghera, che può essere destinato alla movimentazione dei container, per cui ha una possibilità di sviluppo enorme, e soprattutto Venezia ha le grandi infrastrutture tipo aeroporto, alta velocità ferroviaria e autostradale che collega Venezia all'Europa del Nord e soprattutto all'Europa dell'Est. Questa cosa non s'aveva da fare, bisognava punirne 3 per insegnarne a 100, ed ecco perché c'è l'inchiesta sul MOSE, che non ha niente a che vedere del MOSE. Il problema è il porto che serviva all'est europeo. Gli americani hanno detto niet. Tenete presente che gli americani hanno voluto il passante di Mestre perché gli serviva, perché erano stufi di passare il casello di Venezia quando devono andare dalla base di Aviano alla base di Vicenza. Siccome comunque fare il passante di Mestre è ancora troppo lungo perché devono andare a Pordenone e si rompono le scatole, adesso loro hanno chiesto la pedemontana e la pedemontana gli viene fatta. Sì,
Però allora io mi riallaccio alla domanda che mi ha fatto il signore prima. Giustamente lui mi dice tanti piccoli stati non hanno influenza, e però io dico, siccome la storia ci riserva riserva tanti imprevisti, tante sorprese, se il Veneto mi diventa indipendente, diventa filorusso, questi giochi non si fanno più, insomma, mi spiego. Potrebbe diventare un problema, ma non dico il Veneto filorusso, potrei dire anche una Catalogna, magari un'altra anche filorussa, cioè si spezza, questi piccoli stati sono anche più difficili da gestire, sì sono più deboli, però se qualche testa un po', diciamo, non filoamericana va al potere può creare problemi, e la storia purtroppo, per fortuna, è fatta anche di questo, ecco, quindi non vedo necessariamente la frammentazione di una nazione come un favore ai globalisti, soprattutto se queste nazioni che dovrebbero difenderci dalla globalizzazione sono di cartapesta, insomma. Comunque condivido anch'io l'analisi, però un'altra cosa vorrei dire: è proprio necessario che la Russia abbia lo sbocco nel Mediterraneo? Ecco, questo, visto che è una potenza territoriale soprattutto. Ecco, lo sbocco sul Mediterraneo può averlo con ottime relazioni con noi, insomma, con un'Europa che non sia filoatlantica. Ecco. Certo, finché saremo filoatlantici, sì, purtroppo. Allora, vi ringrazio il professor Cevoli, e ringrazio anche Giorgio, e noi ci rivediamo il 13 di ottobre. Grazie. Grazie.